subito le prime pagine, partendo dalla prima pagina della Padania. Renzi, dove sei? È la domanda d'apertura. Salvini in Sicilia per vedere coi suoi occhi i danni dell'operazione Mare Nostrum. Operazione fallimentare, dice il segretario leghista, che sta mettendo in ginocchio una regione. La responsabilità è tutta di Renzi, ma mister 40% si guarda bene dal metterci la faccia. E poi abbiamo l'Expo di Milano col magistrato Cantone anticorruzione. Maroni torna alla carica, rispettare tutti gli impegni, dice il presidente della regione Lombardia. Defiscalizzazione della pedemontana non ancora arrivata. E poi non chiedo nulla di nuovo, dice Maroni, chiedo solo che il governo mantenga gli impegni che ha preso. Dal governatore stoccata all'assessore alla salute della regione Mantovani di Forza Italia, contrario al super assessorato che riunisce famiglia e sanità, il progetto di Maroni. Forse ha cambiato idea, non ne conosco il motivo. Ironizza Maroni. Poi c'è il lunedì nero, ieri, dell'ingorgo fiscale nel bel paese campione di gabelle e di tasse, e la nuova Padova di Bitonci con la nuova giunta in tempo record, taglio delle indennità, niente auto blu, dice Bitonci, che ha fatto la giunta in tempi molto rapidi. Ho chiesto ai miei assessori, dice il neo sindaco leghista di Padova, di stare in mezzo alla gente e ridurre le spese. Il nostro è un record, giunta in pochi giorni. Da oggi ricevo i cittadini tutti i giorni senza orario. Il telefonino sarà sempre acceso, il palazzo sempre aperto. Tra le prime decisioni degli assessori, quella del leghista Rodeghiero, già deputato della Lega tanti anni fa. Più emozionato oggi, si è detto Rodeghiero, che quando sono entrato in Parlamento. Rodeghiero, neo assessore alla cultura nel comune di Padova, ha annunciato di voler rinunciare alla propria indennità da assessore per devolverla a un fondo a favore delle persone bisognose e delle famiglie indigenti. Qualcuno dovrebbe fare altrettanto per Radio Padania a questo punto, perché lasciamo perdere. Comunque, sempre dal primo piano del quotidiano La Padania, un altro giorno di ordinaria accoglienza, più di 500 profughi sbarcati in Sicilia, altri 1000 in Puglia, è il primo piano sull'operazione Mare Nostrum. Siamo partiti in 190 dalle coste della Libia a bordo di 2 gommoni, un centinaio sono finiti in mare, una delle testimonianze di coloro che appunto sono sbarcati in Sicilia. Del Rio, il sottosegretario, fa il rottamatore, dice che l'operazione Mare Nostrum è tutta da rifare. Meglio tardi che mai. Poi per Alfano, senza Unione Europea stoppa Mare Nostrum, ma siamo al bla bla bla. Poi c'è il servizio di Iva Garibaldi e l'intervista a Matteo Salvini che ha passato 2 giorni in Sicilia per vedere direttamente come le centinaia di sbarchi siano diventati un'emergenza insostenibile per popolazione, sindaci e ospedali. Ogni barcone che arriva un terno all'otto, anche dal punto di vista sanitario. Una Sicilia che non va sui TG, quella che la Padania vuole raccontare con Matteo Salvini. Domenica è stato a Maletto Salvini, paese etneo dove la Lega è il primo partito alle ultime europee. Ieri Salvini a Pozzallo, comune del Ragusano, divenuto famoso perché là arrivano migliaia di immigrati ogni giorno. Con l'operazione Mare Nostrum, Salvini ieri è tornato a Milano con tante immagini negli occhi, scrive la Padania. La forza del 4% di Alfano è una cosa, dice Salvini, ma il vero responsabile è Renzi col suo 40% e oltre. Sull'immigrazione non ha detto una parola, ha tempo per tutto, tranne che per andare in Sicilia e vedere come stanno le cose. Una vera e propria emergenza, racconta Salvini alla Padania. A Palermo hanno occupato le chiese per ospitare gli immigrati, non sapevano dove metterli. A Catania ci sono bivacchi di clandestini. Ho incontrato i lavoratori del porto di Augusta, preoccupatissimi perché riforniscono buona parte dell'energia all'Italia e invece con questi continui sbarchi vedono il lavoro in forte crisi. Ieri sono arrivati 530 clandestini. Devono essere controllati dal punto di vista sanitario da 3 persone che devono sorridere a ognuno di questi 530 e ogni volta invocare Dio in silenzio di non trovare malattie che possano trasformarsi in epidemie. Stesse scene a ogni porto. Ieri a Pozzallo abbiamo visitato la banchina, i barconi abbandonati, abbiamo parlato con lavoratori preoccupati. È una Sicilia che non passa sui telegiornali, dice ancora Salvini. È accogliente, ma non ne può più di questa situazione. Lo stesso Alfano sta iniziando a dire che così non si può andare avanti. La stessa opinione si fa strada in alcuni parlamentari del PD, ma anche in molti sindaci. Lo stesso assessore Maiorino a Milano dice che siamo allo sbando.
Mare Nostrum finirà come l'euro, ma nel frattempo avrà provocato danni incalcolabili, dice ancora Salvini. Quanto ad Alfano, gli ho mandato un SMS, ma poi non siamo riusciti a vederci. Ma il dato politico è: il problema non è Alfano, dice Salvini, ma il governo. Il problema è Renzi, che tace sull'emergenza immigrazione, su Mare Nostrum, operazione fallimentare che va sospesa subito. Quanto al viaggio al sud, mi ha fatto piacere, per certi versi è stato inaspettato, dice Salvini. In tanti ci hanno chiesto una mano, vogliono aprire sedi. Vedremo, intanto abbiamo un grande affare al nord. È comunque anche vero che a Milano ci sono più siciliani che milanesi. E poi sull'agricoltura o il turismo, dice Salvini, i problemi dei siciliani sono simili a quelli dei lombardi. Mi fa piacere che si stiano superando tanti vecchi pregiudizi. Tornerò ancora al sud, mi hanno invitato a luglio, intanto però inizio a girare in lungo e in largo per le mie terre. Oggi, cioè ieri, si insediava a Padova la nuova giunta a guida leghista. Voglio tornare prestissimo a Padova, poi stanno per iniziare le feste al nord e siamo sempre comunque Lega Nord. Sul fronte delle riforme, un possibile accordo con Renzi, siamo a un approccio iniziale, dice Salvini, da una riforma completamente sbagliata che riaccentrava tutto, quella sul titolo quinto e il cosiddetto federalismo, si è passati alla nostra richiesta di fermarsi a riconsiderare tante cose. In questi termini noi al tavolo della discussione ci sediamo. Un appuntamento con Renzi non c'è. Diamo la precedenza a Grillo, che è più importante che incontri Renzi. Appena avanza un po' di tempo vedrà anche noi. Se e quando a quel tavolo sederemo, ovviamente per noi sono fondamentali i temi della sicurezza. Ci sono 200 commissariati e presidi che sono a rischio chiusura. Sarebbe devastante. Per noi al primo posto c'è sempre la concretezza, scrive la Padania, riassumendo le parole di Matteo Salvini. Dalla Padania però passiamo a Libero, a proposito di Salvini, e poi vediamo naturalmente anche tutti gli altri quotidiani, perché il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, oggi scrive un editoriale con questo titolo: "E se fosse Salvini il nuovo leader del centrodestra, la svolta dell'altro Matteo". E se il nuovo leader del centrodestra e il centrodestra l'avesse già sotto mano e non ci fosse da cercare nessun altro? La domanda è legittima, scrive Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, e la domanda se la fanno da giorni anche fra gli addetti ai lavori, cioè quegli stessi esponenti dei partiti moderati che dal 25 maggio si interrogano sul futuro del centrodestra. Come è noto, alle europee non è andata benissimo, perché a differenza di tutte le altre volte, quando la discesa in campo di Berlusconi faceva la differenza, questa volta l'effetto cavaliere non c'è stato, o se c'è stato non si è visto. Forza Italia ha registrato il minimo storico degli ultimi 20 anni. E anche tenendo conto dei voti portati via dal nuovo centrodestra si arriva appena al 21%, 20 punti in meno del PD. Di fronte al magro risultato, qualcuno si è consolato dicendo che il mancato successo è dovuto soprattutto alle circostanze che hanno impedito a Berlusconi di fare campagna elettorale piena, perché Berlusconi c'era, ma è come se non ci fosse stato, perché a causa dell'incandidabilità, legge Severino, il suo nome non figurava in lista. Anche prendendo per buona la giustificazione che in assenza del leader il centrodestra è stato azzoppato e Renzi si è trovato la strada spianata, il problema rimane, perché il leader probabilmente non ci sarà neanche alla prossima tornata elettorale decisiva, quando si voterà per Roma e non per Bruxelles. Berlusconi è incandidabile per almeno 2 anni, cioè fino al 2016, per effetto della sentenza Mediaset. Ma se si prende per buona la legge Severino, cioè se non ci sarà una revisione o un ripensamento a proposito degli effetti retroattivi della legge, è incandidabile per l'eternità. Ma poi, anche se i ricorsi contro la Severino venissero accolti, nel 2016 Berlusconi avrebbe quasi 80 anni, circa il doppio di quelli che avrebbe Renzi, cioè il suo più credibile avversario. È vero, prosegue Maurizio Belpietro, che l'ex premier ha l'energia di un giovanotto, al Quirinale ci sta un signore sui 90 anni, ma se per il ruolo di ispiratore del centrodestra Berlusconi ha ancora carte da giocare, per quello più operativo di premier la sua candidatura incontra qualche difficoltà. Dunque urge pensare a un volto nuovo, a una figura che sappia attirare il consenso. Noi stessi, prosegue il direttore di Libero, per evitare di morire renziani, abbiamo sollecitato la ricerca pubblicando volti e curriculum di giovanotti che aspirano a crescere. Nelle scorse settimane Libero ha fatto svariati articoli e interviste proprio sui volti nuovi del centrodestra. Tuttavia, scrive Belpietro, riflettendo su quel che è successo, forse non c'è bisogno di andare troppo lontano per trovare un nome vincente.
In fondo l'unico esponente di centrodestra che sia riuscito a non perdere voti ma a guadagnarne, nonostante le pessime premesse, è l'altro Matteo, ossia Salvini. Lo so che in certi luoghi d'Italia, al solo evocarne il nome, in molti storcono il naso, e non soltanto al sud. Eppure bisogna riconoscere che il giovanotto milanese ha fatto un miracolo ed è insieme con Renzi l'unico vincitore delle europee. Dopo lo scandalo dei diamanti e dei soldi investiti in Tanzania, per la verità sta storia poi raccontiamola una volta per tutte per come si deve quando sarà finita ancora l'indagine che è aperta, detto per inciso. Dopo lo scandalo del Trota e dei pesci piranha che nuotavano intorno a via Bellerio, nessuno avrebbe scommesso €1 sul futuro della Lega. Il Carroccio sembrava avviato a un lento tramonto insieme al suo fondatore, un declino al quale neppure le cure di Roberto Maroni parevano in grado di strapparlo. E invece va dato atto al governatore lombardo d'aver capito che per salvare la Lega serviva un ricambio generazionale. E così ecco arrivare l'ex consigliere milanese, un ragazzone di 40 anni, 20 dei quali trascorsi nella Lega. Svelto di parole, spesso nella bufera per le sue battute anche sugli immigrati, Salvini, da segretario del movimento che si ispirava ad Alberto da Giussano, ha saputo rinfoderare lo spadone. Via la Padania e i riti celtici, la secessione, l'armamentario che Bossi aveva usato contro i governi di Prima e Seconda Repubblica, via la polemica col sud parassita sulle spalle del nord. Certo, resta ancora la battaglia anti-immigrati. Non passa giorno che il quotidiano del partito, la Padania, non attacchi Alfano, anche se il ministro della giustizia c'entra poco perché Mare Nostrum è di competenza del ministro della difesa, a parte che Alfano non è ministro della giustizia, bensì dell'interno, e gli accordi coi paesi mediterranei del ministro degli esteri Mogherini. Ma assieme agli stranieri il nemico ora è l'Europa. Da Roma ladrona si è passati a Bruxelles fregona, con l'intenzione di trasformare la Lega in una specie di Front National italiano. Così come i toni razzisti imputati al partito di Jean-Marie Le Pen sono stati accantonati, Matteo Salvini, conclude Maurizio Belpietro, manda in soffitta i temi più oltranzisti per proporsi come leader di un partito che contesta l'euro, ma anche la legge Fornero, e che dunque non mira a prendere voti solo nel profondo Veneto, ma anche in Campania o in Sicilia. In fondo, tolta di mezzo la secessione, su euro e altro le idee di Salvini non sono molto diverse da quelle di Fratelli d'Italia, e infatti il segretario della Lega apre a un accordo con la Meloni. Perfino Berlusconi sembra guardare con interesse all'esploit di un partito dato per morto, e poi la schiettezza di Salvini gli piace, non sarà accetto da tutti, ma in TV buca il video. Che sia questo il nuovo leader del centrodestra? Lo capiremo presto, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina, articolo di fondo su Libero. E adesso vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, che è dominata dalla cronaca nera, nerissima. Uccise Iara, tradito dal DNA, fermato il presunto assassino, sposato 3 figli, si avvale della facoltà di non rispondere ai magistrati e si dice innocente. Avete preso un abbaglio, un granchio, ha detto agli inquirenti l'uomo. Si tratta di Massimo Giuseppe Bossetti, 43 anni, sposato, 3 figli. La svolta a 4 anni dal delitto, è un muratore di Bergamo l'uomo fermato. Ad accusarlo il test del DNA. Per arrivare a lui sono state compiute analisi su 18.000 persone. Fiorenza Sarzanini si occupa dei segreti dell'inchiesta, poi lo vedremo meglio, una lista di 525 donne che nel corso degli anni avevano avuto almeno un contatto con Giuseppe Guerinoni, l'autista di Gorno, individuato come il padre di Ignoto 1, cioè l'assassino di Iara. Parte da qui l'indagine che ieri ha fatto finire in carcere Massimo Giuseppe Bossetti. L'altro tema di prima pagina, purtroppo, altra pagina terrificante di cronaca nera, la famiglia sterminata perché era una gabbia. L'ossessione per una collega di lavoro che lo respingeva, la stanchezza per la vita di famiglia, una gabbia insopportabile. E così Carlo Lissi ha confessato di avere ucciso la moglie e i 2 figli sabato notte a Motta Visconti, nel Milanese. Per quanto concerne invece la politica, incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Napolitano e il Premier Renzi, faccia a faccia sui provvedimenti in cima all'agenda del governo, in particolare sulle riforme istituzionali e legge elettorale dopo l'apertura del Movimento 5 Stelle. Quando si tratta di regole, è il senso del suggerimento di Napolitano a Renzi, vale sempre la pena di allargare il numero degli interlocutori.
Da parte sua Beppe Grillo propone un proporzionale corretto con preferenze e con preferenze negative per escludere dalle liste gli impresentabili eventualmente messi in lista. Renzi prende atto e intanto incassa il rientro dei 14 senatori, i Minei, autosospesi. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere, il Veneto e le imprese, il Premier e le ragioni di una sintonia, il commento è di Dario Di Vico, la luna di miele tra Renzi e l'imprenditoria veneta continua, dopo il voto alle europee gli applausi all'assemblea di Confindustria a Vicenza e Verona, con il Premier che riconosce esplicitamente il valore dell'antropologia positiva in salsa nord-est. Luna di miele con gli industriali del nord-est. E poi sciopero di 347 avvocati d'oro, gli avvocati dello Stato, i legali della pubblica amministrazione scioperano contro il governo per i tagli agli onorari. Se ne occupa Sergio Rizzo. Lo sciopero dei 347 avvocati dello Stato, crema della burocrazia italiana, un corpo d'élite col compito di difendere le pubbliche amministrazioni e fornire loro pareri legali. Al pari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, rappresentano un serbatoio dal quale i governi attingono per incarichi di fiducia. Si fermano per 3 giorni contro i tagli agli onorari al quattrino. Nel decreto sulla pubblica amministrazione è infatti previsto il taglio dei bonus legati alle cause. E poi la pagina degli esteri, anche questa orrenda, tanto per rimanere allegri, tra i cristiani in fuga da Mosul, in Iraq, che rimpiangono Saddam Hussein, è il reportage di Lorenzo Cremonesi. E poi in Kenya, decine di morti, massacrati gli infedeli, cioè i non islamici. Fammi sentire se sai il Corano e poi ti ammazzano. Lo racconta Alessandra Muglia in prima pagina sul Corriere della Sera. Conosci il Corano? Il massacro degli infedeli e dei turisti in Kenya, assalto a 2 alberghi e alla sede della polizia, terrore non lontano dalle spiagge dell'isola di Lamu, avvertimento agli stranieri, non venite qui. Sorpresi mentre guardavano le partite, almeno 48 uccisi dalle milizie somale. Doveva essere una domenica leggera di tifo e mondiali in TV, la gente stipata nei locali per guardare Francia-Honduras, ma il fischio d'inizio della partita è stato preceduto da una sequenza sterminata di colpi che hanno portato terrore e morte in una cittadina di 25.000 abitanti sulla costa orientale del Kenya. Alle 20:30 locali, le nostre 19:30, una cinquantina di Shebab, gli integralisti islamici somali, sono entrati in azione. Armati fino ai denti, sventolando la loro bandiera e al grido di Allah Akbar, hanno seminato panico e sangue a Mpeketoni, località sulla strada per l'isola di Lamu, una nota meta turistica distante 30 chilometri. Ma l'obiettivo dei terroristi non erano solo i turisti. Nell'attacco il comando ha condotto rastrellamenti casa per casa a caccia dei non musulmani, uccidendo chi non sapeva recitare versi del Corano, come già successo nell'attentato al mall di Nairobi a settembre. Sono entrati in casa nostra, ci hanno chiesto se eravamo musulmani. Mio marito ha risposto che eravamo cristiani e gli hanno sparato alla testa e al petto, ha raccontato all'Associated Press Ann Gathigi. Un altro abitante del villaggio di Mpeketoni, sulla strada dell'isola di Lamu, nota meta turistica appunto, un altro abitante ha riferito che i suoi 2 fratelli sono stati uccisi perché non parlavano il somalo. I terroristi hanno separato gli uomini da donne e bambini che sono stati risparmiati. Al Breeze View Hotel hanno ordinato alle donne di guardarli mentre uccidevano i loro uomini, dicendo che era quello che facevano in Somalia le truppe keniote. Nella rivendicazione dell'attentato gli Shebab ribadiscono: reagiamo alla repressione brutale del governo contro i musulmani in Kenya, sono una minoranza, e all'occupazione da parte dell'esercito del Kenya delle terre musulmane in Somalia. Il riferimento è all'offensiva militare condotta dal Kenya in Somalia nel 2011 per aiutare Mogadiscio a contrastare i terroristi di Al-Qaeda, operazione decisa dopo una serie di rapimenti di turisti stranieri nella regione di Lamu. Quello di ieri, un assalto in grande stile. Primo bersaglio il commissariato, dove i miliziani si sono riforniti di armi. Poi, sparando raffiche di mitra da 2 minibus, hanno seminato il panico nelle strade e attaccato 2 alberghi, una banca, diversi uffici pubblici. Una strage, almeno 48 i morti, ma i feriti sono centinaia. Dopo l'ultimo di una serie di attentati nel distretto, le autorità parlano di sabotaggio economico
in un'area dove il turismo rappresenta un'entrata importante ma in forte calo dopo i ripetuti allarmi terrorismo diramati dalle ambasciate straniere. L'incursione è andata avanti per ore. Soltanto alle prime luci dell'alba la situazione a Mpeketoni si è calmata, i terroristi dileguati nella foresta, molti edifici ancora fumanti. Così il Corriere della Sera. E peraltro c'è anche l'altro reportage, quello di Lorenzo Cremonesi dall'Iraq, dove si sta insediando un'altra formazione islamica sunnita, mitra, croci e nostalgia di Saddam Hussein, i cristiani in fuga da Mosul, viaggio nell'antica culla della religiosità orientale, i giovani prendono i fucili per difendere le chiese, grazie a Dio ci aiutano i curdi e gli anziani guidano l'esodo, profughi 2 volte in 10 anni. 2.000 i cristiani rimasti a Mosul, prima della guerra erano 35.000. Di fronte ai successi militari degli estremisti, la paura della comunità nel nord del paese. Torniamo però alla brutta cronaca, e la cronaca oggi domina le pagine dei giornali, naturalmente. Intanto il mistero di Brembate, l'omicidio di Yara Gambirasio e l'arresto di un muratore di Bergamo che non risponde agli inquirenti. L'urlo della folla, assassino, bastardo, crepa. La svolta 4 anni dopo il delitto di Yara. È stato fermato ieri Massimo Giuseppe Bossetti, 43 anni, casa a Mapello, sposato, papà di 2 bambine e di un bambino, titolare di un'impresa individuale di carpenteria, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio, quello di Yara Gambirasio, 26 novembre 2010. Per la scienza, scrive il Corriere della Sera, è lui il figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni, l'autista di Gorno, morto nel 99 a 61 anni. È lui il presunto assassino. Alle 21:30 di ieri l'uomo viene portato in carcere. Per la genetica, questo papà è ignoto 1. Così è stato ribattezzato il profilo isolato dalle piccolissime macchie di sangue trovate sugli slip e sui leggings di Yara Gambirasio. È dunque lui, Bossetti, l'uomo a cui polizia e carabinieri stavano dando la caccia da più di 3 anni e mezzo. La sua saliva è rimasta intrappolata domenica nel tubicino dell'etilometro a cui è stato sottoposto a seriate. Controllo non casuale, era infatti nel mirino da venerdì, quando è arrivato un riscontro scientifico che ha fatto imboccare la strada maestra per arrivare a lui. La mamma. Il DNA di questa donna di 65 anni, originaria di Villadogna e che nel 66 si era trasferita a Parre. Il pilastro di questa indagine, scrive il Corriere, è stata la scienza, a partire da ignoto 1, cioè l'assassino. Nel prelievo di 18.000 DNA era finito anche un ragazzo che frequentava la discoteca Sabbie Mobili, che si affaccia sul campo alla sinistra di quello in cui era poi stata ritrovata 3 mesi dopo la scomparsa Yara. Sottoponendo tutta la famiglia di questo ragazzo al test, gli investigatori sono arrivati a 2 cugini del giovane, i figli legittimi di Giuseppe Guerinoni. Lui però era morto da tempo. Per ricostruire il suo profilo è stato utilizzato il calcolo biostatistico, vale a dire il computer. Primo risultato è il padre, Guerinoni, di ignoto 1. Una seconda verifica è stata fatta analizzando la marca da bollo della sua patente e alcuni francobolli a lui appartenuti. Altra conferma. L'ultima, quella della certezza, con la riesumazione. L'esito è arrivato lo scorso maggio. Quanto a Massimo Giuseppe Bossetti, fermato ieri, sposato, padre di 3 figli, ma animalista insospettabile, scrive il Corriere della Sera, uno nato muratore, ma con antiche aspirazioni da imprenditore edile mai svanite. Qua servono i tuttofare, forte è la concorrenza dei romeni, lui non aveva perso la speranza ma si era adattato, aveva messo in piedi una ditta senza nemmeno sforzarsi di trovare un nome, l'ha chiamata come lui, e di ingrandirla, c'è un solo dipendente, lui. L'ultimo fermo immagine dell'assassino al lavoro ci porta poco distanti, a Seriate, in via Fermi, dinanzi a una villetta in costruzione. È qui che i carabinieri del ROS sono andati a scovarlo. La casa natale dei vecchi Bossetti è a Terno d'Isola, mentre la sorella gemella, Laura, abita a Parre, a pochi chilometri da Gorno, paese natale di Giuseppe Guerinoni, l'autista, il padre naturale di Laura e del presunto assassino che vive a Mapello in una cascina ristrutturata disposta su 2 piani. Secondo fonti Mediaset, Bossetti potrebbe anche essere il nipote biologico di una donna di servizio della famiglia Gambirasio e dunque potrebbe aver conosciuto Yara. Frasi contro le donne su Facebook, frasi sui carabinieri, l'immagine di una ragazza in costume a bordo di una potente motocicletta,
10 anni di convivenza, mai un litigio in casa, mai un problema della ditta con le banche, mai un prestito, mai un debito, anzi una situazione finanziaria stabile. Qualche serata al bar, qualche sabato nel centro commerciale e al massimo per divagare la trasferta a Bergamo. Ma chi è mai Massimo Giuseppe Bossetti? Compirà 44 anni il prossimo 28 ottobre, tipo attento al fisico e al look, maniacale nella cura dei baffetti e della barbetta, metodico e devoto sul lavoro. In parrocchia tacciono, animalista convinto, ha passato questi anni cercando di circondarsi di normalità. Questo è ciò che racconta la cronaca. Poi c'è il pezzo di Fiorenza Sarzanini sull'indagine, i segreti dell'inchiesta. La svolta è arrivata venerdì, racconta Sarzanini, quando il test comparativo del DNA ottiene un successo. Esther Arzufi, 67 anni, è la madre di Ignoto 1, cioè del Bossetti fermato ieri. Negli anni 70 viveva a Parre, è stata l'amante di Guerinoni, nel 1970 ha avuto da lui 2 gemelli. Al maschio ha dato lo stesso nome di battesimo di Guerinoni, Massimo Giuseppe. La femmina l'ha chiamata Laura, esattamente come la moglie di Guerinoni. Un incrocio perverso, scrive Sarzanini, che adesso aggiunge nuovi misteri alla vicenda, anche perché poco prima della nascita dei bimbi la donna aveva deciso di lasciare il paese e trasferirsi nella zona dell'isola. Alla fine è stato proprio questo dettaglio a fornire ai carabinieri, guidati dal generale Parente, la traccia decisiva. Il resto lo hanno fatto le verifiche sulle celle telefoniche. Alle 17:45 del 26 novembre 2010 il cellulare di Massimo Giuseppe Bossetti risulta essere nella zona della palestra. L'uomo fa una telefonata. Un'ora dopo si perdono le tracce di Iara. Il cellulare dell'uomo rimane muto fino alle 7 del mattino successivo, quando effettua una nuova chiamata. Cosa sia accaduto in quelle 13 ore sarà lui a doverlo spiegare. E è il DNA a segnare le indagini di carabinieri e polizia dopo il ritrovamento del corpo di Iara il 26 febbraio 2011. Quella traccia di sangue nei suoi slip consegna un codice genetico maschile che soltanto l'assassino o un complice può aver lasciato. Viene identificato come Ignoto 1 e subito dopo si decide di effettuare prelievi su tutti i possibili sospetti, partendo da chi frequenta la palestra dove la ragazzina è scomparsa, il cantiere edile, dove i cani molecolari hanno individuato una traccia inizialmente apparsa utile, la discoteca davanti alla quale è stato rinvenuto il cadavere. Il primo tassello va a posto il 21 ottobre 2011, quando la scientifica scopre che Damiano Guerinoni ha un legame genetico con l'assassino. Vengono prelevati i DNA di tutti i suoi parenti e si arriva a 3 cugini, 2 uomini e una donna, che hanno una percentuale di compatibilità ancora più alta. Si decide così di esumare il corpo del padre di questi ultimi e l'analisi fa centro, è il padre di Ignoto 1. I test hanno però già escluso dalla lista dei possibili sospetti i suoi figli, dunque si deve cercare un discendente illegittimo, ma soprattutto si deve trovare sua madre, la donna che ha avuto con Guerinoni una relazione clandestina. Amiche, conoscenti, passeggere del pullman che l'uomo guidava facendo il giro della Val Brembana, tutte le donne vengono schedate e sottoposte al test del DNA. Si cercano ragazze madri, ma senza escludere in realtà che lei fosse anche sposata. Si allarga il cerchio a tutti gli altri paesi della zona. Il lavoro degli investigatori di Ross e SCO è certosino, perché anche un dettaglio apparentemente insignificante può fornire il tassello decisivo. Si fa la lista di quelle che si sono trasferite da un paese all'altro. Sono decine di nomi, nuovi test da effettuare. Si preleva la saliva, si archivia il risultato, si procede a comparazioni per giorni e settimane, fino a venerdì scorso. Gli esperti del RIS quasi non ci credono. Il codice di Esther Arzufi è perfettamente identico a quello della madre di Ignoto 1. Scattano gli accertamenti per ricostruire la vita della donna. Si scopre così che nel 66 ha sposato Giovanni Bossetti e con lui viveva a Parre, lo stesso paese di Guerinoni. Quando rimane incinta decide di andar via e si trasferisce a Terno d'Isola, dove dà alla luce i 2 gemelli. È suo marito a riconoscerli, li tratta come fossero suoi. Dopo qualche anno arriva anche un terzo figlio, la famiglia si sposta a Brembate. È il paese dove vivono i Gambirasio, il luogo dove Iara sembra essere stata inghiottita dal nulla. È la pista giusta, ma non bisogna scoprirsi. Fondamentale è non fare un passo falso che potrebbe distruggere tutto.
Gli specialisti del ROS, prosegue Fiorenza Sarzanini, decidono di non effettuare alcuna verifica ulteriore sulla madre. Tutta l'attenzione si concentra sul figlio maggiore. L'identikit dell'uomo sembra combaciare con quello dell'assassino. Fa il muratore. L'autopsia ha accertato che nei polmoni di Yara c'era polvere di calce proveniente da un cantiere e nelle scarpe la ragazzina aveva piccolissimi tondini come quelli usati in edilizia. Vengono riletti i risultati dei controlli effettuati all'epoca della scomparsa sui cellulari che avevano agganciato le celle telefoniche sulla palestra e sulla casa di Yara. È un elenco di centinaia di numeri, ma anche in questo caso il test è positivo. Il telefonino di Bossetti era lì un'ora prima della sparizione della ragazzina. È un altro dettaglio ritenuto fondamentale dagli investigatori, quanto basta per decidere di effettuare la controprova che può fornire la certezza scientifica. L'uomo viene tenuto sotto controllo, intercettato e pedinato. Domenica scatta il controllo casuale. Mentre transita sulla strada verso Seriate, lo fermano e lo sottopongono all'alcol test. Nessuno in realtà si preoccupava di sapere se ha bevuto. Fondamentale è avere la sua saliva per compararla poi col DNA. Il reperto viene inviato ai laboratori del RIS, bastano pochi minuti, l'esito è clamoroso, centro, Giuseppe Bossetti è ignoto 1. I carabinieri avvisano il magistrato, si decide di preparare il fermo. Ieri l'uomo viene prelevato dall'abitazione, portato in caserma, nessuno ha il coraggio di dirlo, ma in realtà per gli investigatori il caso è chiuso. Il ministro Alfano appunto l'ha detto per primo. Le congratulazioni del ministro Alfano, quelle del presidente Renzi al comandante generale dei carabinieri Gallitelli e al capo della polizia Pansa, sembrano far intendere che nessuno abbia dubbi sull'esito dell'indagine. In realtà nuove verifiche dovranno essere fatte e soprattutto bisognerà comprendere cosa sia davvero accaduto quel 26 novembre di 4 anni fa. Cosa possa essere scattato nella testa dell'uomo per convincerlo a portarsi via una ragazzina, usarle violenza, colpirla alla testa e con un'arma da taglio e poi abbandonarla ancora viva in un campo fino a farla morire di stenti. Così Fiorenza Sarzanini. Poi si volta pagina e abbiamo invece la confessione di Carlo Lissi, che ha sterminato a Motta Visconti, Milano, la famiglia, la moglie e i figli di 5 e 20 mesi. 5 anni e 20 mesi. Mentre la colpivo alla gola, Maria Cristina, la moglie, ha continuato a gridarmi perché. Carlo Lissi crolla con queste parole alle 2 di notte. Un carabiniere lo guarda, pronuncia il nome di una collega di lavoro. Il segreto dell'irreprensibile padre di famiglia si sgretola dopo una trentina di interrogatori dove sono stati ascoltati i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro. L'ultimo tassello è il racconto di quella donna che racconta di Lissi, aveva tentato degli approcci sempre respinti, non c'è mai stato niente tra noi. Il lato oscuro del bravo ragazzo di Motta Visconti è un pettegolezzo conosciuto a pochi. S'era invaghito di quella collega fino a trasformarla in un'ossessione. Lo dice ai carabinieri appena sente il nome di quella donna. Tiene la testa tra le mani e inizia a parlare. Voglio che mi sia dato il massimo della pena. Sono stato io a uccidere mia moglie e i miei 2 figli. Lo conferma mezz'ora dopo davanti al magistrato. Il padre di famiglia è un assassino. Ha ammazzato la moglie Maria Cristina Omes, 38 anni, e i piccoli Giulia, di quasi 5 anni, e Gabriele, di 20 mesi. Li ha sgozzati con un coltello da cucina, poi è andato con gli amici a vedere la partita dell'Italia. Non ha chiesto di tornare a casa dopo essere stato fermato. Non si è lamentato, mentre gli investigatori gli sequestravano i vestiti e fotografavano piccole ferite sulle dita della mano destra, lasciate dalla lama del coltello mentre lottava con la moglie. Non ha versato lacrime neppure dopo, al termine di quei 20 minuti di confessione. La famiglia era una gabbia, ha detto l'uomo in confessione. Non sopportavo più questa vita. Si era sposato 6 anni fa con Maria Cristina, di 7 anni più grande. E peraltro una settimana prima del matrimonio l'aveva lasciata, si erano lasciati anche dopo. Questo si è saputo e lo raccontano altri giornali. Prima di sterminare la famiglia, Carlo Lissi ha fatto l'amore con la moglie, hanno messo a letto i figli, Giulia nella cameretta e il piccolo Gabriele sul lettone matrimoniale, poi sono scesi in soggiorno sul divano accanto a un pianoforte e alle foto dei bambini. Sono quasi le 11 di sera, Lissi si alza, addosso ha solo gli slip, lascia che la moglie si rivesta, lui va in bagno, poi in cucina dove prende un coltello con una lama da 30 centimetri trovato ieri in un tombino di via Mazzini. Sono tornato in salotto, ha raccontato l'uomo agli inquirenti, e mia moglie era seduta sul divano che guardava la TV. Da dietro l'ho colpita, credo alla gola.
Lei si è alzata, ha cercato di scappare, l'ho raggiunta, l'ho colpita nuovamente all'altezza del collo. Lei a quel punto ha cercato di prendermi il coltello afferrandomi la mano destra. La donna trova la forza di parlare, di chiedere i motivi. Inizialmente ha detto no e poi ha solo continuato a gridarmi perché. Dopo che si è accasciata a terra sono salito al piano superiore, sono andato nella camera di Giulia. La porta era aperta ma lei dormiva, non aveva sentito nulla. La piccola viene colpita alla gola. Non ha detto nulla, racconta l'uomo. Poi sono entrato in camera da letto dove c'era mio figlio Gabriele. Anche lui dormiva. Era pancia in su e anche a lui ho dato un'unica coltellata alla gola. L'ho fatto poiché non avevo il coraggio di chiedere a mia moglie di separarci, cosa che io invece volevo fare. Ma non le bastava il divorzio, chiede il magistrato? No, risponde l'uomo. Con il divorzio i figli restano. Dopo la mattanza, Lissi scende in taverna, si fa una doccia, lava via le macchie di sangue dal corpo, solo 2 piccole tracce sugli slip, ma non se ne accorge. Poi infila un paio di jeans e una t-shirt blu, rovescia alcuni cassetti, apre la cassaforte per simulare una rapina, esce di casa per andare a vedere la nazionale. Quando rientra alle 2:10 dice di essersi spogliato in taverna per non svegliare nessuno, di essere salito al buio, di aver trovato i corpi, di aver tentato di soccorrerli senza tuttavia macchiarsi neanche la suola delle scarpe. Il racconto non regge. Era fondamentale risolvere il caso nel minor tempo possibile per non dare vantaggi all'assassino e non compromettere le prove, dice il procuratore di Pavia Cioppa. Il lavoro dei carabinieri straordinario. Alle 22 i vertici del comando provinciale di Milano decidono di fermare il padre assassino. Gli mettono in mano 26 pagine di accuse. 4 ore dopo la confessione. E poi il Corriere della Sera va a colloquio anche con la collega di cui questo soggetto si era invaghito. L'ho sempre respinto, dice la donna. 24enne, convive col fidanzato, mai stata alcuna relazione con il pluriomicida. Una corte insistita fastidiosa. Ma lo giuro, non è mai accaduto nulla, non gli ho mai dato un filo di speranza, racconta questa ragazza più volte agli inquirenti. E questi ultimi a loro volta lo scandiscono perché non vi sia margine di dubbio. Tra Lissi e la sua collega di cui si era invaghito non c'è mai stata alcuna relazione. Eppure tocca anche a questa 24enne la trafila delle domande di carabinieri e magistrati per arrivare a una conclusione. Il piano omicida è maturato solo ed esclusivamente nella mente di quel dipendente, per tutti irreprensibile. Barbara, è il nome di fantasia della giovane, da 2 anni lavora alla Wolters Kluwer, l'azienda informatica di Assago, di cui era dipendente anche Carlo Lissi. La notizia della strage nella villetta di Motta Visconti si diffonde mentre Barbara sta trascorrendo il fine settimana in montagna col fidanzato, con cui è andata a convivere da poco. La giovane è in Svizzera, ma alle 11 di sera di domenica varca il cancello della caserma dei carabinieri di Pavia, dove ci sono i PM Cioppa e Benelli, e lì racconta il tormento di cui era vittima da parte di Lissi. Tutto è iniziato con qualche complimento quando ci si incrociava in corridoio o in qualche pausa, dice la ragazza. La testimonianza combacia con quanto nel frattempo è emerso nei confronti di Carlo, che in molti descrivono come un piacione, uno abituato a far galanterie. Ma negli ultimi 2 mesi, prosegue Barbara, nome di fantasia, il suo atteggiamento si era fatto più insistente e esplicito. Si è passati agli inviti a cena, alle dichiarazioni d'amore, ai paroloni. Diceva di essere pazzo di me. Io rispondevo che non ci pensavo nemmeno a iniziare una storia, ma lui non si dava pace. Nonostante tutto, Barbara ha sempre interpretato le avance del collega come un incapricciamento, qualcosa che non sarebbe mai andato oltre i confini. E a questo proposito vengono sottolineati 2 dettagli. Nella sua testimonianza la donna riferisce di non avere mai subito molestie di tipo fisico e che inoltre non aveva mai ritenuto indispensabile parlare con qualcuno di quel collega divenuto così fastidioso, né agli amici né ai superiori. In azienda non c'è mai stato nulla che potesse configurare un'ipotesi di stalking, dice la procura. Chi in compenso non faceva mistero di quella passione era Carlo Lissi. In ufficio ai colleghi ne avrebbe parlato e nelle stanze della Wolters Kluwer in parecchi si erano resi conto che dove c'era Barbara un attimo dopo compariva Carlo, che lui la attendeva appena possibile, le stava addosso. Forse gli echi di quella passione erano giunti anche a Cristina Omes, la moglie di Lissi. 1 mese fa, sulla sua pagina Facebook, scriveva: non trattare mai male una donna, non ferirla, una donna quando è ferita cambia. E con ciò direi abbiamo cercato di dare più dettagli sulla questione delle 2 pagine di cronaca nera. Vediamo però anche la pagina di politica a sto punto.
c'è la consultazione di Renzi con Napolitano sulle riforme, il dialogo più ampio, senza ripartire da zero, sì al confronto, coinvolgendo anche Grillo, l'ipotesi di un intervento sulla giustizia. Staremo a vedere, perché il testo è già stato presentato, quello della riforma del titolo quinto e di revisione costituzionale, e da lì si ripartirà. Bla 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 bla. Il Premier ha la settimana decisiva. Quante settimane decisive sono già passate? Non mollo, sono l'ultima spiaggia, dice di sé Matteo Renzi. I am the last beach, sono l'ultima spiaggia. Movimento 5 Stelle, un mese fa sembrava che avessi la peste, ora tutti favorevoli. Lasciamo perdere anche il discorso del governo, le tasse, la luna di miele con gli industriali del nord-est, dove Dario Di Vico ci dice che Renzi ha sedotto gli industriali del nord-est, e diamo invece un'occhiata al Democratellum, cioè la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle, perché noi, dicono loro, facciamo sul serio. La proposta è un proporzionale corretto con preferenze, e Grillo scrive al Premier per uscire dal limbo. Facciamo sul serio, dice Beppe Grillo sul suo blog. Per quanto riguarda il Democratellum, si tratta di un sistema proporzionale in circoscrizioni di dimensioni intermedie, sensibilmente selettivo, ma che consente l'accesso al Parlamento anche alle forze politiche piccole, un sistema che favorisce la governabilità senza essere incostituzionale. Si limita la frammentazione dei partiti, si avvantaggiano le forze politiche maggiori. Tra le novità la preferenza negativa, cioè penalizzare i cosiddetti impresentabili. Se un partito mi mette in lista un impresentabile, io posso esprimere, se voto quel partito, la preferenza negativa per eliminarlo. Il sistema è proporzionale ma corretto e consente di dare la maggioranza dei seggi anche a un singolo partito che ottiene il 40-41% dei voti, nulla di più lontano apparentemente dall'Italicum. Democratellum, allora vediamo un po' per capire, tanto poi lo archiviamo rapidamente. L'impianto proporzionale è corretto dalla dimensione delle circoscrizioni, che sono 42 contro invece le 120 dell'Italicum, e questo crea uno sbarramento naturale, per esempio superiore al 5% nelle 33 circoscrizioni che assegnano il 60% dei seggi. Non c'è premio di maggioranza, ma, dicono i 5 Stelle, grazie alle correzioni, cioè le dimensioni dei collegi e il sistema di attribuzione dei seggi, un partito oltre il 40% può ottenere più della metà dei seggi. Non si prevedono coalizioni. Le schede sono due, una per il voto al partito, l'altra per la preferenza. Si può esprimere un voto negativo contro un candidato, il partito sarà penalizzato. Questo per quanto riguarda il modello di Grillo. Con questa legge potremmo valutare anche alleanze, dice Danilo Toninelli, uno dei padri della proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Forza Italia sta alla finestra, inutile trattare con loro. No a giochi su più tavoli. Licenziati intanto 41 dipendenti del vecchio Popolo della Libertà. Il PDL si alleggerisce. Costretti a lasciare il partito 41 dipendenti, molti di area ex Alleanza Nazionale, molti dipendenti PDL non riassorbiti in Forza Italia, che ieri hanno ricevuto una lettera di licenziamento. Gli oltre 80 milioni di debiti coperti da fideiussione di Berlusconi hanno portato a una decisione nell'aria, ma che resta dolorosa. Potevano almeno telefonarci, è lo sfogo degli epurati. Mentre Salvini e Alfano incontro in Sicilia, titola il Corriere, la responsabilità morale di quel che avviene anche in mare sull'immigrazione di Matteo Renzi. Così Matteo Salvini durante la sua visita in Sicilia, dove ha anche incontrato il ministro Alfano. Non ci sono riusciti, ha detto la Padania. Poi c'è la questione del pensionamento anticipato dei giudici, i dubbi del Consiglio Superiore della Magistratura e le unioni civili. Il PD si muove, tensioni nella maggioranza, il Premier dice sarà legge a settembre, Forza Italia apre, ma dal nuovo centrodestra l'ex ministro Quagliariello, scusate se è poco, dice no a fughe in avanti. La proposta è basata sul modello tedesco, unioni anche omosessuali equiparate al matrimonio, ma senza possibilità di adottare. Intanto a Venezia ha sospeso il Consiglio Comunale per proteste, caos dentro e fuori dal comune.
Voglio dire con chiarezza che non ho intenzione di ricandidarmi, ha detto il sindaco dimissionario Orsoni, mentre altrove i PM del caso Mose stavano interrogando due dei protagonisti dell'inchiesta, il finanziere Roberto Meneguzzo e il magistrato alle acque Patrizio Cuccioletta. Fuori dall'aula consigliare la tensione è salita fino a costringere i poliziotti a intervenire coi lacrimogeni per evitare contatti fra Forza Nuova e gruppi di ragazzi dei centri sociali e delle associazioni di sinistra. Sono arrivati a urlare slogan anti-Orsoni, anti-PD, anticorruzione, a insultarsi a vicenda. Poi c'è l'imbarazzo dell'onorevole Davide Zoggia, eletto alla Camera lo scorso anno, già presidente della provincia di Venezia e responsabile organizzativo del PD sotto Bersani, finito nelle indagini del Mose. Imbarazzo di Zoggia che si fa sostituire nella giunta che avrebbe dovuto decidere dell'arresto di Galan. Sempre poi dal Corriere della Sera il capitolo della tassa sulla SIC sui servizi indivisibili dei comuni, la famosa Tasi, niente sanzioni per chi paga in ritardo, l'ipotesi di versamento al 30 giugno a fine luglio, mentre sul decreto IRPEF arriva il voto di fiducia. Oggi al Quirinale i decreti su burocrazia e imprese. Intanto Eurostat dice che in Italia c'è il record di tasse, il solito 44%, che però se consideri il nero è molto di più. Mentre ancora dal Corriere della Sera, andiamo rapidamente, c'è da segnalare a pagina 19, pagina degli esteri, la decisione di Mosca di tagliare il gas all'Ucraina. Anche l'Europa a rischio, niente forniture se l'Ucraina non paga i debiti. Il Cremlino premia i russi che si sono distinti intanto in Crimea. E poi c'è una denuncia dalla Polonia da parte del premier Tusk di tentato golpe contro di lui, cene, banchieri, spie, un complotto scuote Varsavia, una registrazione segreta, voci di colpo di Stato, un piano per destabilizzare il bastione antirusso in Europa sullo sfondo della crisi ucraina. Questa è la denuncia del premier polacco Tusk. La spy story comincia in un raffinato ristorante del quartiere finanziario di Varsavia, punto di ritrovo per personalità che non vogliono dare nell'occhio. Siamo a luglio 2013, il governatore della banca centrale polacca Bielka, ex premier, ex ministro delle finanze, ex direttore del ramo europeo del Fondo Monetario Internazionale, incontra il ministro dell'interno Sienkiewicz. Si parla di tenuta del governo e ombre sugli equilibri finanziari della Polonia, che è il motore del centro-est, la sesta economia europea. Volano parole pesanti su alcuni esponenti del Consiglio di Politica Monetaria, l'organo della Banca Centrale che fissa i tassi di interesse. Conversazione intercettata. Giugno 2014. Il popolare settimanale Vprost pubblica stralci del colloquio dai quali emerge un'offerta di sostegno al governo avanzata da Bielka in cambio del siluramento del ministro delle finanze Rostovski, da sostituire con una figura tecnica e apolitica. Con il maxi rimpasto dello scorso novembre il ministero è stato affidato all'outsider Scurek, economista del gruppo olandese Inga. Nella conferenza stampa convocata per stroncare il tentativo dell'opposizione di aprire una crisi, il primo ministro Tusk è passato al contrattacco. Ha difeso Bielka e Sienkiewicz escludendo violazioni della legge e denunciando il primo tentativo di far cadere il governo con mezzi illegali dalla fine del comunismo. L'indipendenza della banca centrale è un principio sancito dalla Costituzione polacca, che prevede però anche l'obbligo di cooperare col governo per sostenere la crescita economica. La Procura ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per identificare esecutori e mandanti di un'intercettazione illegale. Colpendo il ministro dell'interno, responsabile dei servizi, la fuga di notizie ha evidenziato una voragine nel controspionaggio. Tutto in pieno braccio di ferro sul gas tra Russia e Ucraina. A dire la verità non ci ho capito molto, se non che la questione centrale è la banca centrale e la sua utilità per le politiche economiche del governo. Infine, sempre dal Corriere della Sera, andiamo a dare un'occhiata anche alle pagine economiche. Addio Telco, la scatola societaria che controlla Telecom. Telecom diventerà public company anche nel 96, se non ricordo male, 94, 95, 96 si diceva così. Mediobanca, Intesa e Generali chiedono la scissione. Telefonica, il primo socio. Il gruppo spagnolo avrà il 15%, gli investitori istituzionali oltre il 50%. La società Telco era stata creata nel 2007. Mediobanca, Intesa San Paolo,
che sono i soci di Telecom Italia, insieme a Telefonica, la Findim di Fossati, il fondo di investimenti BlackRock, il grande fondo di investimenti americano, e Generali, Mediobanca e Intesa sono gli altri soci. Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali hanno chiesto ieri la scissione di Telco, formalizzando così l'archiviazione di questa finanziaria e del patto parasociale che finora ha blindato il 22,4% di Telecom Italia. Mancano le autorizzazioni delle autorità competenti perché l'operazione venga definita e le partecipazioni dirette in Telecom Italia siano attribuite agli ex partecipanti dell'accordo. Una volta tramontata Telco, la scatola di controllo, l'azionariato di Telecom Italia vedrà primo socio la spagnola Telefonica, 14,8%, la Findim della famiglia Fossati al 4,9%, BlackRock, che dovrebbe avere il 4,8%, Generali 4,3%, Mediobanca e Intesa San Paolo 1,6% a testa, una struttura più simile a quella di una public company, pensando che oltre il 50% del capitale è detenuto da investitori istituzionali internazionali. E infine, sempre dal Corriere della Sera, la letterina di un lettore, una pagina di Sergio Romano. Il ministro dell'economia, scrive il signor Nini da Asolo, Treviso, afferma che con gli 80 euro si esce prima dalla crisi. Io sono molto perplesso perché il ministro dimentica di dirci che le coperture finanziarie per gli 80 euro sono a carico dei cittadini, pagate con l'aumento di bolli, rinnovi dei passaporti, bolli auto, tagli di contributi alla sanità e altro ancora. A conti fatti i cittadini pagheranno molto di più in termini di tasse. Vediamo anche la cronaca milanese del Corriere della Sera, già che ci siamo. Expo 5 commissari contro le tangenti, 5 segugi antimazzetta. Sala, il commissario Expo, incontra il prefetto Tronca, pronti a intervenire su tutte le aziende chiacchierate, dicono i due. La procura chiede il giudizio immediato per Rognoni, già numero 1 di Infrastrutture Lombarde. E intanto Coca-Cola diventa partner ufficiale dell'esposizione. Roberto Maroni ha offerto al magistrato Cantone tutto il suo sostegno. Lo conosco e lo stimo, ha detto Maroni. Mi aspetto che possa finalmente garantire la prosecuzione dei lavori. E sempre dal Corriere il caso della SEA Handling, 2300 dipendenti, la società che si occupa del maneggio dei bagagli agli aeroporti milanesi. Il comune media per scongiurare i licenziamenti. Secondo il sindaco Pisapia è stato un errore il no dei lavoratori all'accordo. Ora servono altre soluzioni. In regione la richiesta dell'azienda per partire con i tagli agli organici. Decisioni entro il 12 luglio. Intanto scatta lo sgombero al parco, allontanate le famiglie rom in via Valpolicella, una cinquantina gli abusivi, momenti di tensione, protesta degli occupanti, degli zingari, ci avevano già cacciato da via Selvanesco, adesso torneremo là. E infine, da registrare in Lombardia, la passione per l'agricoltura. Gli studenti verdi sono in aumento del 15%, un boom di iscrizioni negli istituti tecnici di agraria, ritorno alla terra e 1 su 4 è donna. Poi c'è invece sul giornale, in cronaca lombarda, il rimpasto, Forza Italia alza la voce in regione Lombardia, una sveglia agli assessori che non si appiattiscano sulle posizioni di Maroni, ma facciano politica col programma di Forza Italia. È il senso della riunione di Forza Italia con Maria Stella Gelmini e Giovanni Toti. Il tema principale è la sanità, con il progetto di Maroni di accorparla alla famiglia in un unico assessorato al welfare. Non accettiamo decisioni unilaterali, dice Forza Italia. L'assessore Mantovani aggiunge: le politiche sociali e familiari non possono essere incluse nel tema della salute. Replica Maroni: in giunta non era questa la sua opinione. A pagina 4 della cronaca milanese del giornale poi c'è un altro progetto che riguarda Milano, City Life, più verde, meno parcheggi, nella vecchia fiera in pratica di Milano, prima del trasferimento a Pero. Siglato l'accordo tra Regione, Provincia e Comune per la riqualificazione del vecchio quartiere fieristico. 65.000 metri quadri di verde si uniranno a quello del progetto City Life, il secondo più grande parco di Milano, 3.500 parcheggi, 100 negozi di piccola e media dimensione. 2016 la data di ultimazione del progetto, 170.000 metri quadri in tutto. Nella nuova fermata della metro 5 un centro commerciale interrato. Così scrive il giornale a pagina 4 di cronaca milanese. Ma
Lasciamo anche il giornale e vediamo brevemente il giorno prima di entrare in pubblicità. Marcegaglia Buildtech abbandona Sesto San Giovanni, sull'accordo si spezza il fronte sindacale, secondo la FIM i posti di lavoro sono salvi, secondo la FIOM si tratta di licenziamenti mascherati, sono 169 i lavoratori della Marcegaglia Buildtech, stabilimento di Viale Sarca al confine fra Sesto e Milano. Faranno i bagagli, si trasferiranno a Pozzolo Formigaro, dove riapre il sito in provincia di Alessandria. Un tempo c'era la Breda, qui a Sesto San Giovanni, dove sorge la Marcegaglia Buildtech, non si realizzeranno più lamiere e pannelli in acciaio per l'edilizia. La produzione se ne andrà in Piemonte. Infine, sempre dal giorno, un approfondimento sulla questione dell'emergenza umanitaria a Milano, i siriani o presunti tali e l'accoglienza prima di andare verso nord. Milano è a caccia di spazi per accogliere le persone arrivate alla stazione centrale che dall'inizio degli sbarchi sono più di 10.000, 5.000 soltanto nelle ultime 6 settimane. La Germania apre le frontiere, partenze da Milano in aumento. Tra Comune e il gruppo Ferrovie dello Stato ancora aperta la trattativa, il nodo resta la stazione centrale. 900 il totale dei posti letto assegnati alla data di ieri ai profughi nelle strutture di Milano, 150 la media degli arrivi quotidiani negli ultimi giorni, dopo picchi di 250, 80% la percentuale di giovani coppie sotto i 40 anni tra i profughi arrivati a Milano. Con ciò lasciamo anche il giorno e credo andiamo in pubblicità. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargon. Se non lo trovi alla Sargon, dove lo trovi? Sargon, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargon, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargon, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 70
Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Davide Volpin ti aspetta il martedì notte dalle 23:30 per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. Percorsi nella memoria. Martedì sera alle 23:30 su Radio Padania Libera. Torniamo alle prime pagine con La Stampa di Torino, e con una grandissima energia in corpo e una grandissima gioia. Vediamo la prima pagina della Stampa. Con Renzi nel nord-est, chiedo aiuto a voi imprenditori. Entro luglio, promette Renzi, lo sblocca Italia, con tutto ciò che ne consegue, verrebbe da dire, perché cosa ne consegue dalla parola magica? La magia. Mentre il galateo del 40% è il titolo del pezzo di Marcello Sorgi. Più di qualsiasi discorso vale quel 40,8% issato a cifre cubitali alle spalle di Renzi all'assemblea del Partito Democratico, scrive Sorgi in prima pagina sulla Stampa. Quel numero stava a sottolineare il messaggio principale che il leader vuol mandare a un partito rimasto rissoso, per nulla pago dello storico risultato del 25 maggio. Renzi ha poi spiegato anche a parole, perentoriamente, che il PD deve abituarsi alla grande responsabilità che viene dal rappresentare una parte così ampia dell'elettorato. Esempi recenti ce ne sono, come questo compito vada svolto nell'Italia del 2014, ma io mi sono già annoiato e purtroppo, per chi è estimatore di Marcello Sorgi, l'articolo se lo può leggere sulla Stampa di Torino. Mentre la cronaca nera è sempre in primo piano, naturalmente anche sulla Stampa, l'orrore di certe famigliole, il titolo del commento del vice direttore Massimo Gramellini. Il presunto assassino di Iara scopre di non essere figlio di suo padre ma di un uomo defunto di cui porta il secondo nome. Un padre scopre che suo figlio è accusato di omicidio e non è suo figlio. Una sorella scopre che suo fratello gemello è accusato di omicidio e neppure lei è figlia di suo padre. Un fratello scopre che i suoi fratelli gemelli sono fratellastri e che uno di loro potrebbe essere un assassino. Una moglie scopre che suo marito è accusato di omicidio. Suo suocero non è il padre di suo marito né il nonno dei suoi figli, e la storia di Iara, che per anni ha visto alla TV, le è entrata in casa. Una mamma aveva scoperto da tempo che suo figlio era ricercato come presunto assassino, ma era rimasta in silenzio. Quel figlio lo aveva avuto da un uomo che non era suo marito. Una vedova scopre che suo marito aveva avuto un figlio illegittimo, ora accusato di assassinio. Non è uno scioglilingua e neanche una fiction, ma la realtà di una tranquilla, rispettabile famiglia della provincia di Bergamo. Spostandoci di qualche decina di chilometri, direzione Milano, ne troviamo un'altra. Sabato sera una moglie e 2 bambini uccisi in modo barbaro dal tranquillo, rispettabile maschio di casa. Ancora non si conosce il movente del presunto omicida di Iara, ma la carneficina del milanese sembra scaturire da una psicologia perfino più tortuosa. C'è Adriano Sofri in prima pagina su Repubblica che richiama Dostoevskij a Motta Visconti, ma in realtà qui di Dostoevskij c'è poco a giudicare dalle modalità e dalle motivazioni espresse dal pluriomicida di Motta Visconti. In ogni caso, l'assassino, scrive, tornando a Gramellini sulla Stampa, l'assassino corteggia una collega di lavoro, ne viene respinto, si convince che la ragione del rifiuto sia la sua condizione di uomo sposato con moglie e figli. Potrebbe divorziare o anche fermarsi un attimo, ma la vita gli sembra una prigione, la responsabilità le sbarre di una gabbia. Il divorzio costa troppo in termini economico-sociali, così mette a letto i bambini, fa l'amore con la moglie per sfogarsi o calmarsi, non si sfoga e non si calma, si alza, va in cucina, prende il coltello, i bimbi cadono nel sonno, la moglie muore da sveglia e fa in tempo a chiedergli perché. Bella domanda, lui non risponde, si lava le mani, va al bar a vedere la partita. Avvertenza d'obbligo, non è che tutte le famiglie siano come quelle che la cronaca nera spinge in avanti come sentinelle del nostro smarrimento. Non siamo diventati all'improvviso un popolo di assassini di ragazzine e sgozzatori di parenti prossimi. Chi varca i confini del delitto è sempre un estremista, ma si muove in un contesto sociale che non ci è estraneo. La famiglia, luogo di convivenza forzata, culla e tomba di passioni, ma anche fabbrica di interessi, produttrice di misteri. Come autore di un romanzo a sfondo familiare, scrive Gramellini, mi è capitato di ritrovarmi depositario di confidenze intime di lettrici e lettori
che mi hanno fornito un catalogo impressionante di tutte le meraviglie e gli orrori che la cellula della società umana, la famiglia, riesce a produrre. Complessi, rancori, scoperte tardive, agnizioni, invidie, gelosie, bugie, tantissime bugie. A fin di bene, di male, a fin di niente. Si vive dentro una bolla di non detti, si accumulano tensioni e illusioni e poi si esplode. Per fortuna non sempre con gesti da codice penale, ma in modi comunque feroci, che fanno vacillare le certezze. Ad esempio che ci si possa fidare almeno delle persone con cui si condividono le mura di casa. Lascio volentieri, conclude Gramellini a Sociology e Psychology, il compito di scandagliare gli abissi della comunità e della psiche umana. Il mio pensiero adesso va solo ai bambini, a quelli uccisi dal padre impazzito e ai figli del presunto assassino di Yara, segnati a vita da qualcosa di troppo grande e orribile per loro. Che i sopravvissuti non perdano mai la fiducia nel prossimo, perché gli angeli spuntano dove meno te lo aspetti e una vita passata a guardarsi le spalle è una condanna immeritata per chiunque, figuriamoci per degli innocenti. L'altro commento in prima pagina sulla Stampa è quello di Ferdinando Camon, lo scrittore veneto, il dramma di una mamma che sapeva. Rieccola Yara, salta fuori dai giornali, sempre in quella posizione della spaccata che le riesce bene, porta ai denti l'apparecchio, lo mostra con disinvoltura, ci guarda serena. Infinite volte abbiamo visto quella foto, ma fino a ieri la sbirciavamo di sfuggita, con senso di colpa. Chissà dov'è. Adesso la rivediamo, non riusciamo a trovarlo l'assassino, chissà dov'è. Adesso la rivediamo, la sua foto balza fuori, e insomma il commento di Camon è centrato sulla mamma che sapeva ma ha taciuto per salvare il figlio, gli ha dato il nome del vero padre e con quel segreto lo ha legato a sé. La piccola vittima Yara era un lutto per tutti noi, pensavamo che il presunto colpevole non potesse avere figli di quell'età. Le indagini e la scienza una volta cercavano l'assassino costruendo l'identikit psicologico, in questo caso nulla sembra corrispondere. E sempre dal primo piano della Stampa, la caccia all'uomo mai vista prima, 18.000 analisi, un mix di scienza e pazienza per risolvere il giallo. L'articolo a pagina 4 è di Marco Neirotti. E ancora dal primo piano della Stampa, immigrati, arrivano le pattuglie europee, una forza integrata di gendarmi e poliziotti a difesa dei confini comuni dell'Unione Europea. Nel vertice A28, in programma la prossima settimana, sarà portata la bozza del documento che prevede l'istituzione di un sistema di guardie di frontiera che rafforzi il controllo e la capacità di sorveglianza dell'Unione Europea. E sempre dalla Stampa, oltre alla politica, Renzi in Veneto, raccontato da Michele Brambilla a pagina 8, chiedo il vostro aiuto, ha detto agli imprenditori, entro luglio lo sblocca Italia e grandi infrastrutture. Anche la Stampa scrive che la luna di miele continua. Matteo Renzi è venuto in Veneto, dove aveva cominciato la sua corsa nel settembre 2012 e dove più volte è tornato nella convinzione che chi conquista questa regione conquista il paese. Solo poche settimane fa si era visto che l'opera di seduzione finora è riuscita. Renzi ha compiuto il miracolo di far vincere la sinistra per la prima volta nella storia in un Veneto che aveva sempre votato a destra. Ieri all'assemblea di Confindustria Verona Vicenza ha trovato ad ascoltarlo più di 3.000 imprenditori. Il lungo applauso che gli è stato tributato alla fine dimostra che l'apertura di credito è sempre valida. Ci piace perché i suoi metodi sono i nostri metodi. Diciamo che ha imparato da noi, dice Roberto Zuccato, presidente di Confindustria Veneto. E prima delle nomine dell'Unione Europea, il Premier vede Napolitano, un incontro su Europa e riforma della pubblica amministrazione. Alla fine i due concordano sulla necessità di cambiare l'Unione Europea. C'è anche la battuta di Renzi sulla Tasi, confesso che non ci ho capito granché nemmeno io, ha detto Renzi. Oggi in Italia sembra si faccia di tutto per complicare il pagamento delle tasse, che è un incubo. Chiedete meno tasse ed è giusto, ma intanto cominciamo a rendere più semplice il sistema fiscale, ha detto Renzi agli industriali veneti. Il bicameralismo crea un ping pong tra le Camere che dà il senso di una politica che perde tempo. E sempre dalla Stampa di oggi, pagina 14, l'articolo di Marco Zatterin sulla questione delle guardie europee per pattugliare il Mediterraneo e ciò a cui sta pensando Bruxelles, la creazione di un'agenzia per difendere i confini comuni, e il ministro Alfano dice che l'Italia non può fare da sola. 55.000 da gennaio nel 2014 gli sbarchi, aumentati di oltre 800%. Da Palermo invece il reportage di Laura Anello per la Stampa, tra i profughi in chiesa,
Fateci chiamare casa. A Palermo i volontari portano cibo e organizzano partite di calcio, ma l'Europa deve intervenire. E sempre dalla Stampa, aprendo la pagina degli esteri, l'Iraq e la lotta al terrorismo islamico, il segretario di Stato statunitense Kerry parla di raid aerei in Iraq anche con i droni. Un intervento non infinito. Lunedì Obama avrà le opzioni sul tavolo mentre gli jihadisti conquistano una città del nord. Continua l'evacuazione dei diplomatici. Stati Uniti, ONU e Italia riducono il loro personale a Baghdad. Chiudiamo con la Fiat. Alla Maserati sciopero incomprensibile, dice la Fiat, azione irrazionale in un impianto che era senza prospettive e ora crea posti di lavoro. I sindacati protestano anche per il rinnovo del contratto auto. FIM, Wilm, Fismic e UGL hanno indetto il blocco degli straordinari. Per l'azienda l'adesione allo sciopero 11%, per la FIOM 30%. La FIOM che parla di centinaia di lavoratori in sciopero sulle condizioni di lavoro. La Fiat che replica definendo la manifestazione incomprensibile. In mezzo lo stabilimento Maserati ex Bertone di Grugliasco, dove sale la temperatura nelle relazioni sindacali. Una fabbrica rinata, quella della Maserati, dopo 7 anni di inattività, grazie al miliardo di investimenti voluto da Marchionne, scrive la Stampa, e dove finora il sindacato dei metalmeccanici CGIL e il Lingotto avevano trovato un modus vivendi. Secondo il sindacato della FIOM, centinaia di lavoratori della Maserati in alcuni reparti con adesione al 30% hanno partecipato al primo sciopero indetto a Grugliasco. La FIOM ha chiesto alle tute blu di uscire un'ora prima per un'assemblea davanti ai cancelli sulle condizioni di lavoro e sui turni. Lasciamo la Stampa e vediamo Repubblica. Anche Repubblica apre su Grillo, Renzi, le riforme, il Premier al Colle e l'incontro fra PD e Movimento 5 Stelle, PD nel quale rientrano quasi tutti gli autosospesi, i Minei, e poi naturalmente la cronaca nera. L'indagine sul caso Iara, raccontata da Paolo Berizzi, un killer tra 18.000 provette. L'hanno preso quelli che per 4 anni non hanno mai dato un'intervista, mai un'apparizione, neanche un grammo d'aria fritta nei talk show. L'hanno stanato questi segugi, sguinzagliati dalla scienza che alla fine non ammette errori. Su e giù per le valli bergamasche e i bordi della Bassa, tra teorie di tamponi e sospetti medievali, in un'atmosfera da albero degli zoccoli, con un epilogo fissato in fondo al tunnel delle probabilità, scrive Berizzi, costellato per lunghi tratti da frustrazioni. O fai o parli, e se fai non puoi parlare, non ha nessun senso, avresti solo dato una mano a lui, al narcisismo del killer, prima di essere fermato. È passato un tempo lungo, bisogna ammettere che per essere uno alle prime armi ha resistito anche troppo, ma non è stato merito suo, la sua fortuna si chiama genetica ed è stata la sua sfortuna, senza quell'ombra di DNA forse non l'avremmo mai beccato. A pronunciare queste parole è il cacciatore, un uomo del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Fa parte di una squadra che solo casualmente si è chiamata Squadra Iara. L'etichetta non è immune dall'affetto per questa ragazza. La sua storia ha bucato la pellaccia dura di questi 007. La cosa che si può dire, scrive Repubblica con Paolo Berizzi, è che sono un manipolo di detective di lungo corso. Fiuto e pazienza. Ma è inutile adesso fare considerazioni stupide su foto e messaggini Facebook, dice uno degli uomini della squadra che ha catturato il presunto assassino di Iara. Nel guardaroba di un assassino trovi tutti gli abiti che vuoi, soprattutto se li cerchi dopo. Per di più, se l'assassino è uno che, incastrato dal codice genetico, a sera dice al PM «sono sereno». Come sono arrivati questi investigatori a stringere il cerchio intorno a Massimo Giuseppe Bossetti? Quanto è stato faticoso e quanto raffinato, soprattutto dal 18 settembre 2012, la data snodo, il lavoro che ha permesso alle forze dell'ordine di scavare la pozza nella quale è rimasto impantanato il muratore tranquillo, diventato un fantasma che ha seguito da vicino la caccia che gli dava la scienza? È pomeriggio e il cacciatore, cioè quest'uomo della squadra di investigatori che ha preso il presunto assassino di Iara, il cacciatore ha appena letto le agenzie con le dichiarazioni del ministro Alfano sul fermo di Bossetti. Le commenta ad alta voce, ma chiede di considerare privato il suo pensiero di uomo della strada. Lo era anche il killer, uno di strada, regolare, normale, tranquillo, affettuoso coi 3 figli.
Come fai a beccare uno così dopo 3 anni e 8 mesi di indagini? Possiamo partire da un passo prima, dice l'investigatore. L'incastro è arrivato pochi giorni fa. Trovata la madre, trovato il figlio. Ma tutto il lavoro fatto prima, anche quando qualcuno diceva che su Yara non si lavorava come richiedeva il caso, dove lo mettiamo? Parla a caldo il carabiniere. Questa è iniziata da Brembate Sopra il 26 novembre 2010 è la storia di una caccia al buio, buio che diventa ombra. Prende forma con una micro traccia di sangue, spunta dagli slip di Yara, in mezzo a tracce di calce edile. Un particolare poi decisivo, quando la trovano cadavere casualmente 3 mesi dopo è il 26 febbraio 2011. Il DNA, l'assassino. Ma chi è l'assassino? Dice il cacciatore. Quando abbiamo finito di setacciare i cerchi stretti e quelli larghi, centinaia di persone, e nulla di interessante era venuto fuori, a quel punto iniziavano a esserci motivi per non riuscire ad aver fiducia. Ma Bossetti era uno di quelli che restavano, assieme ad altri, nel nostro occhio. Fa il muratore, si sporca di calce, ma soprattutto il suo telefonino aggancia la cella della zona dove Yara viene trovata cadavere nell'ora della scomparsa. Tracce, da una parte l'indagine tradizionale, dall'altra il responso della scienza. L'anticamera della prima curva che porta alla svolta si chiama Sabbie Mobili, discoteca. A 100 metri dal cadavere di Yara, Chignolo, polizia e carabinieri sparano una raffica di tamponi alle centinaia di frequentatori del locale, giovani e giovanissimi. Un DNA si avvicina vagamente a quello rinvenuto sugli slip della ragazzina, cristallizzato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo. È un ragazzo, un lontano parente della famiglia Gambirasio di Gorno, Valseriana. I detective partono da un residuo di saliva dietro una marca da bollo e fanno cinquina. La saliva è del padre del killer. Il codice si incastra al 99% con quello del sangue dell'omicida. Eccolo il padre, Giuseppe Guerinoni, autista, morto nel 99 a 61 anni dopo aver messo al mondo, forse a sua insaputa, il futuro assassino di Yara Gambirasio, che si chiama Giuseppe come lui. Resta un'idea, Ignoto 1 lo chiamano. Dov'è, chi è sua madre, quanti anni ha, è ancora al mondo? Prelevare 18.000 DNA, spiega l'investigatore, non è come dirlo. Per ognuno devi farci uno studio e dopo l'esito anche per capire se e da dove è meglio proseguire le ricerche. Padre certo, madre incerta. 44 mesi al buio, un van con le cellette frigorifere che trasporta i campioni prelevati nei paesi del mistero fino ai laboratori di medicina legale di Milano, poi nel cervellone molecolare del RIS di Parma. 3 di 18.000 erano quelli giusti, uno è lui, il killer, l'altro è il padre che oltre alla vita gli ha dato anche il nome, l'altra è la madre che ha 80 anni. Utile la testimonianza di Vincenzo Bigoni, vigile volontario a San Lorenzo di Rovetta, ex collega di Guerinoni. Mi disse che aveva messo nei guai una ragazza delle nostre parti con cui aveva una relazione, dice il testimone. Ne cercano migliaia di donne oggi 70-80enni, le cercano ovunque, mentre il povero piastrellista marocchino Fikri esce dall'indagine. C'è un'anziana madre che non salta fuori, un figlio assassino che si nasconde nella polvere depositata da mezzo secolo, anche in quella di cantiere che lascia sul cadavere di Yara. Ci voleva un colpo di fortuna, dice il cacciatore. Arriva il 26 aprile, i carabinieri prelevano il campione decisivo, donna, quasi ottantenne, di Clusone, è la madre di Ignoto 1. Il killer in provetta è incastrato, così la racconta Repubblica. Mentre Repubblica si occupa anche appunto del Dostoevskij a Motta Visconti, cioè il commento di Adriano Sofri. Benché la scena del crimine fosse costruita in modo da far pensare a una rapina, era inverosimile che i rapinatori si prendessero la briga di uccidere un bambino di 20 mesi, scrive Sofri in prima pagina su Repubblica per l'altro caso, quello di Motta Visconti. Lasciamo però la prima pagina di Repubblica per andare a pagina 9, laddove c'è un altro deputato che lascia a sinistra Ecologia e Libertà di Vendola, Michele Ragosta, che entra nel PD. Quello di Vendola è un inutile partito del Novecento, ora darò una mano a Renzi, dice il neodeputato del PD. Renzi che dice venerdì faremo la prima riforma del fisco, approveremo il primo pacchetto di semplificazione con la dichiarazione dei redditi precompilata, vi fidate voi? So di essere per molti l'ultima spiaggia, ha detto Renzi di se stesso, ora mi gioco tutto con le riforme, non mollo d'1 centimetro, l'Europa non può essere un elenco burocratico, il 2 luglio diremo come vogliamo cambiarla. Sulla Tasi ci ho capito poco anch'io, sembra che oggi si faccia di tutto per rendere complicato pagare le tasse, la semplicità è la prima regola per evitare tangenti, la corruzione nasce da un sistema complicato.
E intanto tasse ai massimi in Italia, 4 punti sopra l'Eurozona, aumento record delle tasse nel 2012, dice Eurostat. Sono soprattutto le imposte sul lavoro a pesare eccessivamente. Poi c'è un altro articolo su Repubblica a proposito di lavoro, artigiani e professionisti, l'obbligo del POS per i pagamenti elettronici, ma non c'è sanzione per chi si rifiuta. Anche Repubblica si occupa di Forza Italia e dei licenziamenti dal partito, partite le lettere per 41 dipendenti PDL, specie ex AN, non riassorbiti nel nuovo partito. Nel 2013 i debiti arrivavano a 87 milioni di euro, interamente coperti da Berlusconi, che finanzia anche Fratelli d'Italia e Grande Sud. Sempre poi da Repubblica, pagina 25, da segnalare la storia di Matacena, l'ex deputato Amedeo Matacena del PDL calabrese, condannato a 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 28 agosto 2013 viene arrestato a Dubai. L'8 maggio 2014 manette 9 persone per aver favorito Matacena. Il 6 luglio 2014, interrogato a Roma, il capo dei servizi segreti di Abu Dhabi svela che Matacena godeva di protezioni importanti. Da Roma forti pressioni per proteggere Matacena, dice lo 007 italiano a Dubai. Il capo dei servizi ad Abu Dhabi rivela che l'armatore calabrese e Bellavista Caltagirone avevano interessi economici negli Emirati Arabi. Non era un detenuto qualsiasi né un ricercato, ma bisognava garantirgli le migliori condizioni di permanenza. E sempre dal quotidiano La Repubblica, mandando alla pagina dell'economia, Europa e Stati Uniti vanno a caccia di tesori offshore, un'alleanza euro-americana per tassare i 2.000 miliardi di utili delle multinazionali parcheggiati in paesi con aliquote basse. La Casa Bianca minaccia di far rimpatriare 1.905 miliardi di dollari di aziende americane. Google in 5 anni ha pagato per le sue attività in Gran Bretagna tasse per soli 16 milioni su ricavi totali di 18 miliardi. Medtronic, azienda americana, ha rilevato per 42 miliardi l'irlandese Covidien per traslocare a Dublino 14 miliardi di liquidità. Così la Dell, ma anche la Fiat, l'Unione Europea, ha avviato un'indagine sul regime fiscale di Fiat Financial and Trade in Lussemburgo, idem per Apple in Irlanda e Starbucks in Olanda. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono.
con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo ai giornali con il primo piano del Quotidiano Nazionale, Il Giorno e il Resto del Carlino, La Nazione. Diluvio fiscale ieri da 55 miliardi, i comuni ne terranno 10, incasso record da imposte sul mattone, IRAP e addizionali IRPEF. Sindaci golosi, è il commento di Giuseppe Turani. Lo Stato no, invece. La rabbia dei contribuenti sulla Tasi, in fila anche per calcolare la rata, le voci raccolte agli sportelli dal Giorno, si rischia di sbagliare, non ci dicono nulla. I municipi virtuosi ad Agrate, Monza e Brianza, il comune ha inviato a casa i bollettini con l'importo. L'accusa di Confedilizia, ci sono 1000 incertezze, situazione insostenibile, molti pagheranno in ritardo, e cittadini esasperati. Per sapere quanto devo versare ho dovuto spendere 5 euro. Quel che è certo è che la tassa sulla casa, comprendendo la Tari, supera ampiamente i 30 miliardi di euro di gettito. Il simpatico Mario Monti si era fermato a 24, tanto per fare i paragoni. Il simpatico Mario Monti ci aveva portato via soltanto, era una cifra infinitamente superiore a quella che c'era prima di lui, comunque soltanto 24 miliardi. Adesso siamo a 30, giusto? Però bastano le parole magiche in Italia, quindi chi se ne fotte se poi ti portano via i soldi dalla tasca. E ben gli sta al contribuente italiano bue più che mai. Sempre poi dal primo piano del Quotidiano Nazionale, il caso Indesit che scommette sull'Italia, niente meno, la Indesit di Merloni, che hanno fornito anche deputati del PD alla Patria. La Indesit scommette sull'Italia, piano da 83 milioni in 3 anni. Puntiamo sulla tecnologia, dice l'amministratore della Merloni, Milani, ieri omaggiato della visita del numero 1 delle cooperative rosse, divenuto ministro del lavoro, Poletti. In arrivo un partner estero. L'americana Whirlpool, Electrolux e i cinesi in gara per entrare nel gruppo. La scommessa non è tanto negli 83 milioni di investimento nel triennio fino al 2016, tutti sull'Italia, già una rarità in tempi in cui sborsare denaro per l'economia reale non va di moda. La sfida più importante è riportare la produzione dalla Polonia e dalla Francia verso l'Italia, come ha detto il presidente della Merloni, Marco Milani. Lasciamo il Giorno per andare alla prima pagina del Secolo XIX di Genova, che si apre con la foto di Giuseppe Massimo Bossetti che posa con i cani e i gatti di casa sulla sua pagina Facebook. Il buon papà al di sopra di ogni sospetto, il killer di Iara. Sui rischi del DNA, prova importante che può non bastare, si sofferma invece Marco Grasso a colloquio con un genetista, un medico legale. Il DNA non è poco come prova, dice questo medico. Da oggi inizia una nuova fase, bisogna vedere come la prova è stata raccolta. A parlare è Marco Salvi, medico legale, investigatore, che ha lavorato per varie procure e come consulente di parte in delitti. Tra i tanti casi di cui si è occupato, l'infanticidio di Alessandro Matas, ucciso a 8 mesi in un monolocale di Nervi, Genova, dopo un party a base di cocaina nel 2010.
ma anche il giallo della morte di Martina Rossi, caduta da un terrazzo di Ibiza a 20 anni, un cold case che ha trasformato un suicidio in una morte arrivata da un tentativo di stupro. Le tracce di DNA, spiega il dottor Salvi, hanno standard internazionali. Il loro valore dipende da due fattori soprattutto. Il primo riguarda la contaminazione. In alcuni delitti è successo nel processo per l'uccisione di Meredith Kercher a Perugia. La prova principe è venuta meno perché sono state contestate contaminazioni per via dell'utilizzo degli stessi guanti. Questo potrebbe non essere il caso, ma il punto sta nell'individuare un'unica traccia di DNA. La seconda cosa fondamentale è la deteriorazione. Bisogna vedere se la traccia di DNA è sufficientemente quantitativa e in che qualità è. Se supero questi due ostacoli, allora ho già fatto una grossa parte del lavoro. Non si sono limitati a questo gli investigatori che hanno isolato il nome del possibile killer di Yara. Sono arrivati a lui attraverso padre illegittimo e madre, dopo uno screening dei DNA di mezza Lombardia. La probabilità, in un caso come questo, è simile a quella di un test di paternità, più del 99%, dunque molto alta, dice il dottor Marco Salvi. Ma anche questo di per sé non significa automaticamente che io abbia la verità in tasca. Se la bontà scientifica di quei test superasse il vaglio di una giuria, rimane un altro punto da chiarire. Si tratta di vedere se il sospettato può giustificare in qualche modo il fatto che il suo DNA era sullo slip di Yara, il cui corpo è rimasto diversi mesi in un campo. La pista in definitiva sembra buona, ma la realtà non è un film, scrive Marco Grasso sul secolo XIX di Genova. E sempre dal secolo XIX di Genova andiamo a guardare anche la pagina economica. Qui ci sono alcuni dossier economico-finanziari che riguardano la Liguria. Una Liguria in mare aperto nell'analisi di Samuele Cafasso. Le navi Fincantieri e Banca Carige sotto i riflettori della borsa. Francia e Germania col Giappone che si preparano a varare un grande gruppo nel settore energia che è il business di Ansaldo Energia, altra azienda ligure. 3 partite fondamentali per la Liguria, in nessuno dei 3 casi l'imprenditoria privata e la politica ligure ricoprono un ruolo determinante, un trend a cui bisogna abituarsi. La partita più importante è Banca Carige, di cui oggi è partito l'aumento di capitale da 800 milioni. C'è stata una stagione in Italia in cui le fondazioni, quindi la politica, facevano il buono e il cattivo tempo nelle banche. Carige è stato uno degli ultimi fortini, con l'allora presidente Repetto, che ha difeso il 40% e più di quota azionaria nella banca. In eredità ha lasciato al nuovo presidente Momigliano un ente, la fondazione, troppo concentrato sui destini della banca, costretto a cedere azioni per evitare il dissesto. Risultato, oggi la fondazione, pur primo azionista, non ha più il controllo della banca e finora non ha trovato quel socio strategico necessario per difendere l'autonomia della banca e la sua vocazione al territorio. I ripetuti appelli agli imprenditori liguri per giocare un ruolo sono caduti nel vuoto. Non ci sono cavalieri bianchi in Liguria, come non ci sono stati per Ansaldo Energia o ancor prima per il cantiere navale di Sestri Ponente, quando pareva destinato alla chiusura. Banca Carige oggi naviga nel mare del mercato. È un bene? Nel lungo periodo costringe tutti a ragionare di efficienza, ma nel breve periodo potrebbe costare caro alla Liguria non avere paracaduti. Sotto la stessa lente l'operazione Fincantieri, un operatore una volta concentrato sul mercato nazionale, posseduto al 100% dallo Stato. Oggi è un grande gruppo internazionale, i cui proprietari sono lo Stato italiano, ma anche investitori finanziari. Questo vuol dire che i singoli cantieri saranno sempre più valutati sul metro dell'efficienza. È stata una battaglia politica a difendere Sestri dalla chiusura. Un domani Sestri dovrà difendersi da sola, perché l'amministratore delegato dovrà rispondere a una platea più ampia di quella politica. Così come già oggi fa Ansaldo, una volta salvata dall'assalto di coreani e tedeschi, naviga nel mare aperto della concorrenza. 3 storie, Ansaldo, Carige, Fincantieri. Alcuni messaggi comuni. Il primo è che la Liguria raramente ha santi in paradiso, se perciò intendiamo un'imprenditoria privata con mezzi e volontà per giocare un ruolo nella tutela del territorio. Secondo messaggio è che ciò non sempre è un male, se in cambio la Liguria ottiene investimenti internazionali, come è successo per Ansaldo. Terzo messaggio, tutto ciò costringe l'economia a diventare più efficiente.
perché grandi investitori istituzionali sono meno sensibili agli appelli di politica e sindacati. La Liguria è in mare aperto, o naviga o affonda, conclude Samuele Cafasso. Torniamo a questo punto alla prima pagina di Libero. Se fosse Salvini il nuovo leader del centrodestra, è l'articolo che abbiamo già letto di Maurizio Belpietro. E poi l'argomento di apertura: prima ci tassano, poi ci derubano. Nel giorno della spremuta fiscale si scopre l'ennesimo episodio di corruzione tra Agenzia delle Entrate, Equitalia e Guardia di Finanza. Sempre più difficile dare i nostri soldi a questo Stato. Ci sono stati altri arresti in casa del fisco, un'inchiesta al mese. Ieri 5 fermi all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia. L'accusa tangenti in cambio di controlli addomesticati. Da Sondrio a Napoli di casi simili ce ne sono decine in tutta Italia. Coinvolta Equitalia, senza contare i guai della Guardia di Finanza. 8 indagini solo negli ultimi mesi. A Parma ricorsi pilotati evitavano i pignoramenti, a Pesaro insabbiata un'evasione da 60 milioni. Così Libero. Ci sono poi 2 commenti in prima pagina su Libero, quello di Giampaolo Pansa, quel che Renzi non sa. La festa dell'unità è un'arma a doppio taglio, scrive Pansa. Renzi la vuol far rinascere, ma è un rischio. Nel 92 la base si rivoltò contro Occhetto, nel 94 il più acclamato fu Montanelli. L'altro commento invece è quello di Maria Giovanna Maglie. Anche sulla giustizia Renzi delude, non cambierà nulla, è prono ai magistrati. Il PM che sbaglia non pagherà. Il testo votato dalla Camera, l'emendamento del leghista Pini sulla responsabilità civile dei magistrati, sarà rivoluzionato in Senato, lo promette il ministro Orlando, che coi grillini parla di falso in bilancio e prescrizione. E poi c'è l'assassino di Iara in prima pagina anche su Libero. Ha 3 figli, l'annuncio di Alfano, a 44 anni fa il muratore. Alessandro Dall'Orto se ne occupa. Se ne occupa a pagina 19. Massimo Giuseppe Bossetti, muratore, 44enne, vive a Mapello, dove a inizio indagini i cani indicarono un cantiere edile, ma lui si dichiara innocente e non risponde ai pubblici ministeri. E poi naturalmente c'è la strage di Motta Visconti, il marito stupido e meschino, scrive Mario Giordano, che diventa un mostro crudele. Questo triplice omicidio ha ancor meno senso di altri episodi di sangue. Un vigliacco incapace di affrontare le difficoltà domestiche, che divide la sua serata fra lo sgozzamento della famiglia e il gol della nazionale. Accontentate il mostro cretino, scrive Giordano, buttate via la chiave, ora niente buonismo. Non c'è nemmeno la dimensione a suo modo grandiosa della tragedia infernale. C'è solo un piano enormemente feroce e insieme enormemente stupido, un gesto che non ha proporzione con nulla, neanche con il male, e per questo fa ancor più paura. Questo è l'omicidio di un uomo in mutande, troppo cretino perfino per dare un senso alla sua disumanità, scrive Mario Giordano. E sempre dal primo piano di Libero, oltre alla questione degli arresti in casa del fisco, c'è la riforma degli statali bluff, premi anche ai comuni spreconi. Ne abbiamo parlato ieri, per quanto rapidamente, sulla scorta di un articolo che riassumeva la portata delle decisioni del Consiglio dei Ministri di venerdì scorso in tema di pubblica amministrazione e comuni. C'è anche questo, premi ai comuni spreconi. Potranno fare nuove assunzioni i sindaci in dissesto o che superano il tetto del 50% delle risorse in stipendi. Soltanto un mini taglio per i consulenti. Mentre Renzi in Veneto non parla delle tangenti rosse, scrive Francesco De Dominicis. Il Premier promette agli imprenditori di Verona e Vicenza norme per semplificare il fisco e dentro luglio un decreto per le infrastrutture, ma dice nulla dello scandalo Mose e dei soldi che secondo i giudici sono andati al Partito Democratico, e il governo rilancia le unioni gay per coprire le tasse che ha messo in questo periodo e che metterà. Parte un'inchiesta anche sul Mose di Como, cioè sulle dighe per fermare il lago, sulle paratie, costi aumentati di 23 milioni in 20 anni, progetto del 1995. Sulla provincia di Como, infatti, l'analogia Mose-paratie di Como era stata fatta fin dall'inizio. Poi c'è la spending review di Berlusconi, Forza Italia licenzia 41 dipendenti, e domani Berlusconi alla Camera dei Deputati presenta il progetto di presidenzialismo, mentre il signor Fitto insiste
con le primarie. E ancora dal primo piano del Corriere della Sera, Napolitano detta la linea, non del Corriere, di Libero, detta la linea a Renzi, Napolitano per le riforme, va bene pure Grillo che vuole uscire dall'angolo e Matteo Renzi ci sta. Lasciamo Libero, andiamo al Giornale che apre con il commento di Vittorio Feltri e il titolo Schifezze di uomini, peggio che assassini, confessa il mostro che ha sgozzato moglie e bimbi, arrestato dopo 3 anni l'uomo che uccise Iara. Ditemi che non è vero, scrive Feltri, che è il canovaccio di una storiaccia destinata a diventare un film dell'orrore, un incubo provocato da un farmaco con effetti allucinanti. Insomma, ditemi che sto delirando. Non può essere vero che un uomo perbenino, dottore commercialista, coniugato con una brava e gradevole signora, padre di una bimba di 5 anni e di un bimbo di 20 mesi, possa una sera di giugno sterminare la famiglia a coltellate nella gola con la stessa calma lucida con la quale era abituato a evadere le pratiche d'ufficio. Il dottore, sbrigata alla fastidiosa incombenza, lo sterminio dei suoi cari, si fa una bella e ristoratrice doccia, si veste con cura, si reca al bar, assiste con gli amici alla partita dell'Italia. Si siede come tutti gli altri davanti allo schermo, sorride eccitato dagli eventi calcistici, esulta al gol, si rammarica del pareggio, sacramenta perché Candreva prende un palo, festeggia per Balotelli. Ci sta anche un brindisi coi compagnucci. Poi che fa costui? Rientra in casa dove giacciono cadaveri la sposa e i piccoli eredi e avverte i carabinieri che qualcuno ha massacrato, chissà perché, i suoi 3 amori. Quel qualcuno è lui stesso. Ma chi è lui? Una schifezza di uomo, un essere ripugnante, scrive Feltri. Un individuo che non credevamo potesse esistere e vivere nel consorzio civile senza destare il sospetto di incarnare il malvagio. Giuro, è impossibile capire, trovare spiegazioni. Di attenuanti se ne parla neanche. Siamo di fronte a un fatto che raggela, inspiegabile. Lui era il classico travet, laureato ma travet, pure bravo si dice. La moglie una donna di una volta, chiesa, casa, figli. Un nucleo normalmente definito felice, senza problemi, con tanto di villetta a Motta Visconti, quieta, rassicurante, e giardino dove nella buona stagione cenare all'aperto. Ma una sera, una notte di giugno, il dottor Carlo Lissi ha il cervello in tilt e dissimula la propria alterazione. Fa l'amore con la consorte, va in cucina, estrae un coltello, mena fendenti la donna, 38 anni, 7 più del marito, ancora assai piacente, sbarra gli occhi, grida. I vicini odono le invocazioni d'aiuto, ma le scambiano per manifestazioni di giubilo per le prestazioni della squadra di Prandelli, che ancora non giocava a quell'ora. Cosicché l'assassino procede. Finisce con la lama la sposa, piano superiore, taglia la gola alla femminuccia al maschietto, sangue del suo sangue. Non riesco a immaginare la scena, scrive Feltri, e non posso immaginare che lui, il padre, proceda a compiere la strage senza esitazione. Siamo tutti brutti e cattivi, ma così no, fino a questo punto non si può arrivare. Carlo Lissi ci è arrivato con spirito glaciale. Eseguita la mattanza si riveste, dopo essersi ripulito si trasferisce al bar. Ma qui, di mondiale, c'è solo il suo cinismo indigeribile perfino a noi, cronisti senza illusione, avvezzi alle peggior malefatte. Il resto non lo vogliamo neppure raccontare. L'omicida tenta di negare, ha simulato una rapina, aprendo una cassaforte vuota, poi crolla e confessa. Dice sconvolto: datemi il massimo della pena. La pena è nostra, scrive Vittorio Feltri. Non c'è nulla di più impressionante di ciò che non capisci e non giustifichi. Dov'è il senso di questa squallida tragedia? Ci sfugge, come Alissi è sfuggito il senno. Dicono che fosse innamorato di un'altra donna, che peraltro lo respingeva. Può bastare un rifiuto a scatenare una simile follia? Siamo incapaci di intendere e di comprendere. Ci rassegniamo a constatare che vi sono schifezze di uomini e Carlo Lissi non è l'unica schifezza. Mentre scriviamo apprendiamo che è stato arrestato l'assassino di Iara Gambirasio. È un tizio sposato con 3 figli. Un'altra schifezza di uomo. Non sappiamo dire di più, c'è poco da commentare, lasciateci piangere e così sia. Sempre poi dalla prima pagina del Giornale, cambiando argomento, la legge sulle coppie gay e la coscienza di Forza Italia nel commento di Vittorio Macioce. Non di solo Giovanardi vive il centrodestra. In una famiglia di quasi estate, in una giornata, di quasi estate, la famiglia torna sul tavolo della politica. Matteo Renzi sta pagando il suo debito elettorale con la comunità homosex. A settembre la legge sulle coppie gay e lesbiche arriva in Parlamento. Che fa Forza Italia? Si domanda Macioce. E infine il caso Ruby. La persecuzione ricomincia venerdì.
Il processo di secondo grado, il processo d'appello, un lungo summitieri con gli avvocati difensori ad Arcore, è il segno per Berlusconi che la pausa è finita, la stagione dei processi ricomincia. Nel suo scontro ventennale con la magistratura milanese, per la prima volta Berlusconi affronta i giudici nudo. Non è più premier, non è più parlamentare, è un condannato che sta già scontando la sua pena. Tornando invece ai casi di cronaca di Motta Visconti e di Yara Gambirasio, l'orrore non ha spiegazione, scrive Salvatore Tramontano, deve averla, se no siamo tutti a rischio, risponde Giuseppe De Bellis. L'assassino di Motta aveva una vita normale, ma anche un lato oscuro che è in tutti noi, scrive Tramontano, ma che sia il magistrato o lo psicologo, controbatte De Bellis, noi vogliamo una risposta per non sentirci mostri. Lasciamo il giornale, vediamo il Fatto Quotidiano. Apertura sul Mose, dimissioni PD nella giunta della Camera. Il deputato democratico Zoggia, citato nell'inchiesta di Venezia per avere percepito finanziamenti, lascia l'organismo che nei prossimi giorni dovrà decidere sull'arresto di Galan di Forza Italia. Dopo l'uscita di scena del sindaco Orsoni, il partito del Premier si trova nella scomoda situazione di chiedere un altro passo indietro per evitare sospetti sul Tribunale dei Politici. E poi mega consulenze e la rete di Palazzo, tutti i facilitatori della Laguna, nell'articolo di Antonio Massari e Davide Vecchi. La rete che ha spolpato il Mose, i facilitatori da Collalti a Fortunato, funzionari e consulenti alla corte del grande burattinaio Mazzacurati. Ma c'è anche un'intervista a Massimo D'Alema, è l'intervista di niente di meno che di Alan Friedman. Alan Friedman intervistato D'Alema. Lobby e partiti, negli Stati Uniti i nostri PM arresterebbero tutti, dice D'Alema ad Alan Friedman. Giovedì in seconda serata alle 23:15, questo giovedì, esordisce su La 7 il nuovo programma di Alan Friedman, che prende il titolo dal suo recentissimo libro Ammazziamo il Gattopardo, il gioco del potere. Nella prima puntata c'è un'intervista a Massimo D'Alema registrata nell'agosto di un anno fa. D'Alema sfodera il meglio del suo repertorio, scrive il Fatto, che anticipa l'intervista in forma scritta di Friedman a D'Alema. Dunque il primato dei partiti, dice D'Alema, l'idiosincrasia per la società civile, il finanziamento della politica, che peraltro è una parte questa dell'intervista antecedente alla nuova legge che prevede di destinare il 2 per 1000 ai partiti, e via dicendo. Lobby e partiti, i nostri PM negli Stati Uniti arresterebbero tutti. Poi c'è il governo Monti e quella cena a casa di Guido Rossi. Un altro capitolo dell'intervista di Friedman ad D'Alema torna sul tormentone del complotto contro Berlusconi per la preparazione del governo Monti. Anche D'Alema partecipò alla nota cena a casa di Guido Rossi, dove era presente Mario Monti, novembre-dicembre 2010. Era un candidato che rispondeva a quella necessità, ristabilire un rapporto di fiducia con l'Europa e le istituzioni europee, che secondo l'opinione di tutti e del capo dello Stato era la prima emergenza del paese, dice D'Alema. Lo stesso Monti ricorda che D'Alema e Casini gli dissero un anno prima: il presidente Napolitano penserà a te in una situazione di emergenza. Ma c'è anche il pezzo di Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano, un pesce di nome Zanda. La sostituzione in commissione di vigilanza del senatore Amato è del tutto illegittima, scrive Travaglio. Il regolamento prevede la sostituzione di un commissario solo in caso di sue dimissioni, incarico di governo o cessazione per mandato elettorale, che ne dica il presidente Schifani, il quale sta esercitando le funzioni di presidente del Senato con modalità che vanno totalmente censurate sotto ogni profilo, modalità più da giocoliere che da interprete del diritto. A parlare così era Luigi Zanda, 4 luglio 2012, già presidente per 10 anni del meritorio Consorzio Venezia Nuova, allora vice capogruppo del PD al Senato, vibrante disdegno perché Schifani aveva obbedito all'ordine del PDL di epurare in vigilanza il senatore azzurro dissidente Amato. Zanda gridò allo scandalo per violazione non solo dell'articolo 67 della Costituzione, per cui ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione e non ha vincolo di mandato, ma anche del regolamento parlamentare. PD e UDC minacciarono di bloccare i lavori del Senato e si ritirarono solo quando il povero Amato si dimise
spontaneamente, anzi spintaneamente, scrive Travaglio. Sono trascorsi 2 anni, non risulta che la Costituzione e il regolamento del Senato siano cambiati. Sono cambiati il colore della maggioranza e il ruolo di Zanda. Zanda adesso giustifica la sostituzione dei senatori, allora no. Andiamo a vedere l'Unità. Grillo scomunica Grillo, titolo d'apertura. Sconfessati i vaffa, ora Grillo dice è fallito l'assalto al governo, sulle riforme faccio sul serio. Renzi risponde, prima ero un appestato, ora tutti disponibili. Napolitano vede il Premier, favorire il massimo coinvolgimento, è il mantra del Quirinale. Poi c'è la ministra Madia che spiega la sua rivoluzione nella pubblica amministrazione senza esuberi, in un'intervista all'Unità, ingenerose le critiche dei sindacati. Dice Madia, voglio difendere l'idea di uno Stato amico, non le rendite di posizione. E infine ci sono i giornalisti dell'Unità che si rivolgono ancora ai lettori. L'Unità è in lotta. Sono trascorsi 5 giorni dalla decisione dell'Assemblea dei soci di mettere in liquidazione la società editrice del nostro giornale, nonostante le ripetute richieste di chiarimenti avanzate dalle rappresentanze dei lavoratori, nessuno si è fatto vivo. Non c'è alcuna certezza, scrive il comitato di redazione, sul futuro dell'Unità e dei lavoratori giornalisti e poligrafici che continuano a far uscire il giornale senza ricevere gli stipendi, come qui peraltro a Radio Padania. L'assemblea dei redattori ha indicato ai liquidatori la scadenza ultima di giovedì prossimo per una convocazione del comitato di redazione. In caso contrario, fin da ora è indetta una giornata di sciopero, venerdì su sabato, a sostegno della nostra battaglia. Scrivono i giornalisti del comitato di redazione del quotidiano L'Unità. Ci abbiamo voglia di guardare il manifesto? Prima pagina, missione compiuta, titola il quotidiano comunista, è la missione in Iraq. Abbiamo visto, dopo 11 anni, i qaedisti, grazie al caos creativo di cui si parlavano in America della guerra, ripetuto in Siria, i qaedisti avviano la spartizione irachena e sono all'offensiva nel mondo. Mentre c'è il fantastico professore Alberto Asor Rosa, dico fantastico perché è veramente affascinante Asor Rosa, che si dedica all'anomalia italiana nel commento di prima pagina sul manifesto. Matteo Renzi, un politico post-democratico, è il titolo del pezzo di Asor Rosa, mentre il Foglio di Giuliano Ferrara si impegna in temi di politica estera, soprattutto col commento del direttore Ferrara in prima pagina su Blair e il disastro di Obama. Blair si è stufato di farsi menare per il naso dai mozza orecchi del pacifismo mediatico, ha scritto cose incontrovertibili sull'abisso iracheno e siriano e libico. Qui per voi, le ripropone oggi il Foglio, le considerazioni di Tony Blair in difesa della guerra al terrore. Con Saddam, oggi il Medio Oriente sarebbe in pace? Si domanda retoricamente dal suo punto di vista Blair. E poi abbiamo tutta la pagina degli esteri, tranne il nuovo gioco tra Matteo e Berlusconi di politica italiana, l'altro patto del Nazareno, la vera tattica del Premier, le strategie della Lega, la trappola di Grillo che rafforza il monocolore di Renzi. Così il Foglio. Avvenire invece parla di stanca Italia, culle sempre più vuote, anche i nuovi italiani, cioè i cittadini immigrati, fanno meno figli, il peso della crisi economica. Lo dice l'Istat, il paese attrae stranieri ma aumenta l'emigrazione. Il Papa ha detto che oltre la cultura dello scarto dobbiamo andare per ringiovanire la vecchia Europa. Anche Avvenire si occupa del Kenya, di quell'episodio terribile di cui racconta il Corriere in prima pagina, gli Shabab scatenati, caccia ai cristiani, 50 le vittime, una cittadina costiera sulla rotta di una delle mete turistiche keniote a ferro e fuoco, 50 uccisi a Mpeketoni, caccia ai cristiani, l'attacco durante le partite dei mondiali. Con ciò noi gioiosamente ci congediamo dalla rassegna stampa di stamani e ci avviamo a un'altra stupenda mattinata. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento